Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta ed oggi da Palazzo Ferrofini ci sarà la nomina dei 3 grandi elettori del Veneto che poi andranno a votare il Presidente della Repubblica, quindi seguiremo questa nomina più tardi, intorno alle 13:30, con il nostro Filippo Fois da Venezia. Ma in primo piano oggi la morte di David Sassoli, il Presidente del Parlamento europeo e giornalista, ma soprattutto Presidente del Parlamento europeo, il cordoglio delle istituzioni sia nazionali che internazionali, le parole del Presidente Zaia. Con Davide Sassoli il mondo delle istituzioni perde un interprete serio ed equilibrato che ha improntato la sua attività europea al confronto e al dialogo, che sono la stella cometa della democrazia. Così il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa del Presidente del Parlamento europeo. Rivolgo a tutta la sua famiglia e a chi gli ha voluto bene, a tutto il Parlamento europeo, aggiunge Zaia, le condoglianze più sentite personali e istituzionali. E io vedo già collegato con noi in diretta Andrea Martella del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Purtroppo mi faccia solamente, se può, ricordare sì, con grande stima anche da parte mia il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, una persona che ho avuto la fortuna di conoscere, di grande generosità, di grande umanità, un uomo di equilibrio, un uomo delle istituzioni che ha contribuito a costruire questa nuova Europa che è l'orizzonte dentro il quale con più solidarietà stiamo affrontando la fase difficile che abbiamo da tempo attorno a noi, e quindi il dolore per la sua perdita è davvero immenso e non lo dimenticheremo, un uomo veramente di grande valore. Infatti apriamo purtroppo questa edizione con una notizia davvero triste. Davide Sassoli era ricoverato ad Aviano, in provincia di Pordenone. Purtroppo tutto il mondo davvero istituzionale, nazionale e internazionale è rimasto sconvolto da questa davvero prematura scomparsa. Ieri però c'è stata la conferenza stampa del Premier Draghi. Ha tornato sui provvedimenti presi dal governo per cercare di arginare i contagi, è tornato a parlare della DAD, è tornato a lanciare di nuovo l'appello a tutte le persone che non si sono ancora vaccinate di vaccinarsi, perché l'unica soluzione per cercare di uscire da questa pandemia, l'ha detto più volte. Le domande dei giornalisti parlavano anche dell'obbligo vaccinale per gli over 50 e qualcuno si domandava perché non farlo prima e perché non ampliare questo obbligo anche agli altri. Guardi, io penso che si andrà in questa direzione. E devo dire che c'è una parte delle forze politiche, tra cui anche il Partito Democratico, che ha sempre ritenuto che l'obbligo vaccinale costituisca lo strumento ideale per poter uscire da questa difficilissima situazione. Si è fatta questa scelta per gli over 50, ipotizzo che si amplierà ancora la dimensione temporale nei prossimi tempi. Per il momento il Premier ha lanciato un grande appello a tutti quelli che non si sono ancora vaccinati di vaccinarsi, e ha anche detto molto giustamente che quelli che non si sono vaccinati in questo momento rischiano di costituire un problema. Rischiano di costituire un problema per la loro salute, per la salute degli altri, per la tensione nelle strutture sanitarie e per la difficoltà complessiva di eliminare il contagio. È un appello molto giusto. Io credo che tutti quanti noi che abbiamo responsabilità politiche, istituzionali, sociali, dovremmo fare nostro questo appello e cercare di lavorare nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ad una grande persuasione di tanti cittadini che magari non per questioni ideologiche o semplicemente per inconsapevolezza o per paura
non hanno ancora fatto questa scelta. Dovremmo spiegare che questa scelta è fondamentale per sconfiggere la pandemia. Ecco, poi è tornato a parlare della DAD, che insomma è il punto un po' delle discussioni della riapertura ieri delle scuole. Se possiamo mandare in onda proprio la parte in cui il Premier Draghi parlava della DAD dicendo la DAD crea diseguaglianze, lo mandiamo in onda, poi magari lo commentiamo insieme. Le nostre scuole hanno riaperto, prima a metà aprile, l'anno scorso, vi ricordate anche allora le grandi discussioni per la decisione di aprire le scuole, e hanno riaperto oggi, dopo Natale, proprio come quelle degli altri grandi paesi europei, come la Francia, la Germania e il Regno Unito. Nessuno di questi ha mai chiuso la scuola indiscriminatamente per un lungo periodo. Questi paesi hanno una situazione pandemica simile alla nostra. Le politiche di questo governo sono coerenti con questa strategia. Noi siamo stati tra i primi ad adottare l'obbligo vaccinale per tutta una serie di categorie professionali, dai sanitari alle forze di sicurezza, poi agli insegnanti, ora anche agli insegnanti universitari. Ora la circolazione del virus mette di nuovo sotto pressione i nostri ospedali, soprattutto, ripeto, per l'effetto che ha sulla popolazione non vaccinata. La settimana scorsa siamo anche intervenuti per disciplinare la modalità di lavoro che si chiama lavoro agile o smart working nella pubblica amministrazione e nel privato, e abbiamo incoraggiato la vaccinazione con l'obbligo vaccinale e con l'estensione, anzi l'estensione al 3G per alcune categorie di attività che non l'avevano e l'espansione al 2G per molte altre attività. Abbiamo esteso l'obbligo del 2G ai luoghi di lavoro per chi ha più di 50 anni. Abbiamo previsto, dicevo, l'obbligo vaccinale anche per chi ha più di 50 anni. Lo abbiamo fatto, ecco, questo è importante saperlo, non l'abbiamo fatto per tanti motivi che poi verranno fuori anche nelle domande che mi farete, ma lo abbiamo fatto sulla base dei dati, essenzialmente, che ci dicono che chi ha più di 50 anni corre maggiori rischi. Le terapie intensive sono occupate per 2/3 dai non vaccinati e anche le ospedalizzazioni vedono le stesse percentuali, come poi vi dirà il Ministro Speranza. È l'inizio dell'anno, per cui vale la pena cercare di avere una impressione che guarda al futuro di tutto l'anno e anche al passato. Abbiamo affrontato tante sfide difficili in questi anni, le abbiamo superate grazie alla determinazione, all'impegno dei nostri cittadini, delle parti sociali, delle istituzioni, del governo, del Parlamento, degli enti territoriali. Quindi abbiamo tutti i motivi per pensare che ci riusciremo anche questa volta. Dunque, ha parlato soprattutto anche, non solo, ma soprattutto della scuola, visto che erano sorte diverse polemiche all'apertura. Qualcuno diceva, facendo così, insomma, il rischio è che fra qualche giorno ci troviamo con davvero tantissime classi in quarantena. Mi pare che il Premier abbia detto due cose fondamentalmente. La scuola deve rimanere aperta come sta in sicurezza, naturalmente, come sta succedendo negli altri grandi paesi europei. Le scuole chiuse creano diseguaglianza e noi sappiamo che le diseguaglianze sono aumentate, sono state acuite in questo periodo di pandemia. Non c'è dubbio che tra una parte e l'altra del paese, tra una famiglia e l'altra, tra una connessione possibile e l'altra ci sono delle differenze e questo può creare delle disuguaglianze. Dopodiché io sono anche convinto che la situazione andrà monitorata con molta attenzione nel corso delle prossime giornate perché bisogna fare in modo che la scuola possa procedere in sicurezza e che quindi tutti quei protocolli che determinano la possibilità di essere in sicurezza vengano rispettati. Qualora non ci sia questa possibilità, che si proceda anche con la DAD.
la DAD dovrebbe essere per casi specifici, limitati e non come una condizione abituale per il nostro sistema scolastico. E penso che le parole del Premier siano andate in questa direzione. Anch'io sono convinto che ce la possiamo fare, anzi ce la faremo. È vero anche che stiamo entrando nel terzo anno di questa battaglia molto molto difficile, che i contagi sono in aumento, che sicuramente la presenza dei vaccini determina una minore aggressività della malattia e una possibilità quindi di non provocare danni irreparabili. È però anche vero, come si sta dicendo, che bisogna continuare ad essere molto attenti, non abbassare la guardia, fare degli ulteriori sacrifici, perché questi sacrifici ci torneranno utili domani. Ecco, lei parlava di contagi effettivamente in aumento, perché nelle ultime 24 ore nel Veneto sono 21.504, abbiamo sfondato nuovamente il tetto dei 20.000 nel Veneto. La maglia nera va questa volta a Verona con 4.585 positivi, Treviso subito seguito a ruota 4.018, poi c'è Padova 3.561 che era la provincia più colpita nelle ultime settimane, poi c'è Venezia con 3.164 e Rovigo che sfonda la quota 1.000, va a 1.186, 672 invece Belluno. Per quanto riguarda i ricoveri, in aumento i ricoveri nelle terapie, nei ricoveri normali, diciamo, che sono 1680, mentre rimangono fermi a 215 ricoveri in terapia intensiva, 25 nuovi decessi. Un aumento costante. La buona notizia però è che la campagna vaccinale continua e ci sono davvero parecchie prime dosi in tutta Italia. Sì, perché evidentemente l'obbligo vaccinale ha determinato che molte persone hanno deciso appunto di procedere almeno con la prima dose, quindi poi dovranno proseguire. Credo che tutti quanti noi in questi giorni abbiamo qualcuno che conosciamo, che è positivo, che è in quarantena, che è in isolamento, che sta aspettando l'esito di un tampone e quindi sappiamo che cosa vuol dire. Ce ne rendiamo conto perfettamente. Un dato che lei prima diceva che è emerso è che sì, ci sono anche gli aumenti delle ospedalizzazioni, ma questo aumento riguarda soprattutto i non vaccinati e i rischi più grandi sono soprattutto per i non vaccinati. È per questo che dovremmo procedere seriamente a vaccinare anche quella parte di popolazione che oggi ancora non l'ha fatto e quindi a sostenere questa linea come la linea maestra per uscire da questa crisi sanitaria. Poi è evidente che il virus muta, che ci sono delle varianti che andranno sequenziate, che andranno studiati vaccini ancora migliori, e però abbiamo anche la possibilità oggi di dire, come ha detto il Presidente della Repubblica nel suo messaggio di fine anno, che se non ci fosse stato questo vaccino adesso non saremmo in queste condizioni, e che nei mesi scorsi, negli anni scorsi abbiamo sperato che ci potesse essere il vaccino e che oggi quindi è un dovere morale per tutti vaccinarsi. Senta, parliamo invece del coordinamento regionale del Partito Democratico. Dovrebbe essere ormai vicina la nomina, pochi giorni? Sì, la nomina avverrà sabato. Sabato si concluderà il percorso congressuale del Partito Democratico, che è stato un percorso lungo, che è durato un paio di mesi, che ha portato al coinvolgimento in questo momento così difficile di tutte le realtà territoriali, di molti circoli. Sono stati fatti congressi, incontri, iniziative alle quali anche ho partecipato, a molte delle quali ho partecipato direttamente. E sabato verrà proclamato il risultato e inizierò il mio lavoro di segretario regionale e sono molto contento di farlo qui nel Veneto, di dare il contributo del Partito Democratico per uscire da questa situazione e di prepararci anche con l'obiettivo di tornare ad essere protagonisti nel Veneto, anche in vista delle prossime elezioni regionali. È una sfida che, non mi nascondo, è molto difficile, però come tutte le sfide difficili è anche avvincente, e quindi ce la metterò tutta
con il contributo di tutti, come già stiamo facendo. Si diceva insomma all'inizio sicuramente ci vorranno dei cambiamenti importanti, quali saranno i primi? Ma guardi, il PD dovrà ritornare ad essere un interlocutore della società veneta, parlare con il mondo dell'impresa, con i ceti economici, con i segmenti sociali e economici, e dovrà farlo con l'obiettivo di diventare il perno di una grande alleanza di forze democratiche, civiche, di sinistra e anche moderate, che possono pensare che al Veneto sia dato un futuro diverso, migliore, e che oggi scontiamo alcuni ritardi, li scontiamo dal punto di vista della strategia che possiamo dare all'economia della nostra regione, dal punto di vista delle risposte, per esempio anche del sistema sociosanitario, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, che deve diventare la leva per orientare un nuovo sviluppo anche della nostra regione, che è una grandissima regione, bellissima regione, che ha ancora però molti problemi di consumo del suolo, di dissesto idrogeologico, come tutti quanti noi sappiamo. Ecco, queste saranno le priorità, la centralità del lavoro ovviamente, i giovani come diciamo grande investimento per il futuro che vogliamo dare alle nuove generazioni, e una capacità poi di tornare ad essere presenti nel territorio come organizzazione, perché sembrerà banale dirlo, ma diciamo nessuna forza politica può andare da nessuna parte senza l'organizzazione. Quindi ci vorrà una visione politica, e accanto a una visione politica ci vorrà anche una capacità di penetrare il territorio, di essere presenti ovunque, anche nei posti più piccoli. Ecco, questa è la sfida e ci lavoreremo seriamente. Ecco, sabato sarà la nomina e dice appunto una sfida difficile. Questa sarà proprio la prima cosa una volta nominato? Convocherò per prima cosa un'assemblea dei segretari di circolo di tutto il Veneto, un'iniziativa che non si è mai fatta e che vuole essere la dimostrazione di quello che le dicevo poco fa, che da lì ripartiamo, che i segretari di circolo sono stati delle sentinelle nel territorio, che hanno permesso a questo partito di rimanere vivo, vitale, anche in momenti difficilissimi, e che da qui ripartiamo quindi per un investimento nel Partito Democratico. La seconda cosa che farà sarà di fare un viaggio nelle realtà più colpite in questo periodo dalla crisi economica, in molte realtà industriali nella nostra regione. E la terza cosa sarà quella di costruire un viaggio, ma questo verrà dopo, diciamo nella identità politica culturale che una forza come la nostra ha nel Veneto, con l'obiettivo di ricongiungere il Partito Democratico con la terra veneta. Ecco, lei parlava sicuramente di aziende, di grossi gruppi che sono in grandissima difficoltà. Parliamo del Veneto, abbiamo visto da Belluno anche al Venezio, la Speed Line adesso, lavoratori che scendono in piazza, che chiedono di poter lavorare, di poter continuare la propria attività. Una situazione che è davvero difficile adesso. Ecco, non c'è dubbio, lei ha centrato esattamente il problema. Anche nella nostra realtà abbiamo tavoli di crisi molto importanti. Dalla Regione non ho visto grandi iniziative, se non quelle di appellarsi al governo nazionale, che poi è intervenuto su tutte queste vicende. È stato approvato un decreto contro le delocalizzazioni selvagge. Questo per esempio ci ha aiutato nell'affrontare e risolvere la questione della Speed Line, un'azienda importante che aveva deciso così improvvisamente di chiudere, di delocalizzare. Si è ricostituito un tavolo a livello nazionale, il tema verrà affrontato, diciamo che oggi possiamo tirare un sospiro di sollievo, ma ci sono anche altre realtà in questo senso, in provincia di Belluno e un po' in tutto il Veneto, e quindi il Partito Democratico dovrà essere vicino a queste realtà, ai lavoratori, e lavorare con la possibilità di avere strumenti che garantiscono la continuità aziendale, lo sviluppo produttivo, che garantiscano l'occupazione
e che poi possano determinare che le nostre imprese diventino più forti nei mercati internazionali e che non debbano andare in altri mercati perché qui non riescono o decidono di non dover stare più. La ringrazio, grazie davvero, grazie. Grazie a voi. Grazie e buon lavoro soprattutto. Grazie, a presto. Bene, noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Rieccoci nuovamente in studio e una notizia di cronaca. Una donna di 82 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi a Poiana Maggiore nel Basso Vicentino. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana era al volante della sua autovettura quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e della polizia locale, è finita fuori strada rovesciandosi su un fianco. I vigili del fuoco arrivati dall'Onigo hanno messo in sicurezza l'auto e tagliato la cappotta per estrarre la conducente residente proprio a pochi chilometri dal luogo del sinistro. La donna è stata a lungo rianimata, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Ed ora invece ci spostiamo a Venezia, lo avevamo annunciato prima, dove per noi c'è il nostro Filippo Fois. Filippo, lo vedo già sullo schermo. Buongiorno. Sì, buongiorno Daniela e buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella sede del Consiglio regionale Palazzo Ferrofini con il padrone di casa, possiamo dire il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che è anche pronto col biglietto per Roma, perché lei sarà uno dei 3 grandi elettori, da quello che si dice. Beh, lo vedremo dopo il voto in aula, quindi aspettiamo l'esito della votazione in aula. E sicuramente oggi noi, come mi pare altri 5 consigli regionali oggi, nomineremo i grandi elettori. Abbiamo già la Camera dei Deputati che ci sta chiedendo appunto i nominativi di chi andrà a Roma. Partiamo appunto oggi noi come 5 consigli regionali e finiranno la prossima settimana, mi pare il 18, con Lombardia e Trentino Alto Adige. Quindi è in moto la macchina dei consigli regionali per appunto mandare i rappresentanti regionali in un momento sicuramente importante per l'attività istituzionale della Repubblica, quindi ci sentiamo sicuramente anche molto sotto pressione su questo punto di vista. Senta, naturalmente una bella responsabilità proprio per quello che diceva lei, cioè il Paese sta attraversando una fase di crisi, ovviamente dalla quale si sta cercando faticosamente, ma anche con un certo successo, di uscire fuori. Sentirebbe il peso della responsabilità, cioè quali sono anche dal punto di vista umano i sentimenti che in questo momento la attraversano, pensando di dover andare, se capitasse naturalmente, a Roma? Beh, intanto appunto se capita ci sentiremo assieme agli altri 2 colleghi che eventualmente andremo a Roma, un peso importante. Vediamo anche gli spazi che i media stanno dedicando a questa pagina appunto dell'applicazione della Costituzione, guardando ai grandi quotidiani nazionali e quelli locali, vediamo quanto spazio si sta dando appunto al futuro post Mattarella. Quindi capiremo e vedremo dal 24 in poi come andranno le votazioni e come appunto si darà mandato appunto al prossimo inquilino del Quirinale. Io mi auguro sinceramente che sia anche un presidente che veda e senta le regioni come veramente parte fondamentale della Repubblica. Quindi mi aspetto e spero di poter votare un presidente con sensibilità regionalista molto molto acuta. Da questo punto di vista si è parlato comunque anche di una ripresa del percorso dell'autonomia in Parlamento. Sì, anche perché mi pare che nella legge di stabilità è previsto, o nel documento di programmazione economica nazionale è previsto comunque l'applicazione dell'articolo 117 e 119. Noi su questo non abbiamo mai fermato la macchina, chiamiamola regionale, e mi auguro e spero che anche dopo l'elezione del Presidente della Repubblica il Parlamento trovi il tempo, la sensibilità e l'attenzione giusta per applicare finalmente la Costituzione. Ciambetti, la lascio andare perché tra poco dovrà presiedere, però la domanda a bruciapelo: se lei dovesse andare a Roma, come tutto fa pensare, mi permetto di dire, sa già chi votare? No, assolutamente no, in questo momento non sappiamo chi sono veramente i candidati veri per il Quirinale. Dice che Berlusconi quindi non è candidato? Beh, è uno dei nomi che sta girando, ma ce ne sono tanti altri, quindi capiremo e vedremo sicuramente in quei giorni. Non penso sarà buona la prima votazione.
Grazie a Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Vedo anche i consiglieri che stanno iniziando ad arrivare. Vedevo che perché c'è Luciano Sandonà, per esempio, della Lega. E oggi è uno dei primi punti all'ordine del giorno, credo, la votazione dei grandi elettori. Sì, è uno dei il primo punto all'ordine del giorno dopo le interrogazioni, e l'indicazione della maggioranza è chiara, è quella di votare il Presidente della Giunta regionale Luca Zaia e il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. Per l'opposizione... Diciamo che si fa il nome di Giacomo Possamai, che è il capogruppo del Partito Democratico, quindi la maggiore forza di opposizione che siede sui banchi qui del Palazzo Ferro-Fini. Sono indicazioni che troveranno sfogo nell'opposizione, noi non entriamo nelle loro dinamiche. Io chiedo da cittadino, oltre che da consigliere regionale, come dovrebbe essere il Presidente della Repubblica, il prossimo Presidente della Repubblica? Secondo lei quali caratteristiche dovrebbe avere? Noi da Veneti speriamo che porti avanti innanzitutto il tema dell'autonomia, che è un tema richiesto da 16 regioni in Italia, che è stato votato con 2 referendum, in Lombardia e il Veneto. In Veneto sappiamo il voto quanto importante e forte è stato per quel che riguarda appunto l'autonomia. E noi appunto chiediamo un Presidente che sia appunto più vicino alle istanze chiaramente delle regioni e alle istanze anche autonomiste che arrivano forti specialmente dal Veneto. Se non erro, lei presiede anche la commissione d'inchiesta sul Covid in Veneto. No, io sono un membro della commissione. Le chiedo come stanno procedendo i lavori e a che punto. Adesso ci sarà una ripresa, è stato allungato il termine di altri 6 mesi e quindi ci sarà una ripresa di lavori che sarà programmata nel mese di gennaio. Comunque insomma sono stati auditi tantissimi esperti, tantissime persone che avevano avuto a che fare con il Covid sia a livello regionale ma anche a livello nazionale. Ricordiamo che è stato audito anche Brusaferro piuttosto che altri esperti a livello nazionale. Francesca Zottis, che è Presidente. Sì, infatti vi chiedo scusa, è Francesca Zottis, consigliere regionale del Partito Democratico, spettava alle opposizioni la presidenza, per cui ha avuto un lapsus. Sandona, la ringrazio, so che tra l'altro voi state tutti facendo il controllo del tampone, per cui insomma, per entrare naturalmente vengono adottati tutti insomma, i protocolli anticontagio. Grazie. Grazie a lei. Daniela, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Grazie davvero Filippo, poi noi ci collegheremo ancora nel corso di questa edizione per vedere insomma come sta andando la votazione e per capire quindi chi saranno i 3 grandi elettori che andranno a Roma. Grazie davvero Filippo. Grazie. Bene, noi andiamo avanti e ieri nella trasmissione Ring abbiamo parlato di scuola insieme a Carmela Palumbo, dirigente dell'ufficio scolastico regionale, e ha detto una delle soluzioni sarebbe stata quella dell'aerazione meccanica, anche se ovviamente il costo sarebbe stato elevato. Sentiamo le sue parole. La questione invece della sanificazione degli ambienti, guardate, lì però bisogna sfatare un po' di cose, perché se si tratta di comprare un po' di, adesso non voglio fare pubblicità, ma di quelle... Sì, ho capito, per sanificare. Quelle lì che, sanificano, purificano l'aria, credo che, almeno noi abbiamo sentito anche dei tecnici, quelle potevano comprarle le scuole e in alcuni casi le hanno anche acquistate, ma fanno poco o niente. In verità quello che avrebbe risolto i problemi è creare questi sistemi di ricambio meccanico dell'aria, ma questi richiedono, intanto sono costosi, richiedono degli interventi anche di edilizia sulle classi, cioè sulle aule. Bisogna intervenire proprio sulle aule con interventi di edilizia leggera, ma bisogna intervenire. Allora teniamo presente qual è il numero di aule che sono presenti in Italia. L'Italia già solo... Cioè sarebbe un investimento mostruoso, perché infatti era proprio l'ultima domanda che le volevo fare, se secondo lei dal suo punto di vista questa aerazione meccanica della quale
di cui tanto si parla, sarebbe stato un passo in avanti notevole. Io penso di sì, guardi, ci sono anche degli studi che dimostrano che la misura più efficace per diciamo così, combattere la diffusione del virus in classe è proprio il ricambio dell'aria. Esatto. Però il ricambio aprendo le finestre, diciamo, a parte che ha delle controindicazioni. Sì, questo ne abbiamo parlato parecchio. Non viene rispettato con le modalità che sarebbero corrette. Dunque avete sentito le parole di Carmela Palumbo, che è dirigente dell'ufficio scolastico regionale. Invece ci spostiamo a Padova, perché lo vedo già sul nostro schermo, Filippo Segato, segretario dell'Appe Padova. Buongiorno. Buongiorno ai vostri spettatori. Buongiorno. Dunque, parliamo ovviamente della situazione del commercio e prima settimana di saldi. Come sta andando? Perché insomma era proprio la speranza, erano proprio i saldi, la speranza dei commercianti, anche comunque l'attesa dei cittadini. Ma diciamo che sono sempre la speranza, nel senso che coi saldi si riavvia sicuramente il consumo, quest'anno comunque influenzati in maniera negativa, ecco, da quelle che sono le problematiche collegate al Covid, quindi una frequenza nei primissimi giorni sotto le aspettative, poi si è riavviata un po' meglio durante il fine settimana. Però insomma si diceva, si vedono i primi movimenti da parte delle persone, la voglia di riacquistare sembra ci sia, la gente sembra che davvero abbia atteso insomma questi saldi come prima della pandemia. Sì, certo, quest'anno forse un po' più rispetto agli anni passati, comunque ripeto è un mercato sicuramente in difficoltà, a parte qualche magari eccezione che può esserci stata, come di solito c'è sempre, però in generale, ecco, se noi guardiamo la media, basta anche guardare le frequentazioni dei centri storici, passeggiando per le nostre città e cittadine, e vediamo che insomma il livello di consumi è inferiore rispetto a quello degli anni passati, anche se comunque appunto i saldi hanno contribuito a un po', diciamo, a riportare le persone dentro i negozi e i pubblici esercizi anche. Secondo lei questi nuovi provvedimenti del governo hanno creato qualche disagio o in realtà insomma era quello che ci si aspettava proprio per cercare di uscire da questa pandemia? Ma in generale erano un po' attesi, perché comunque questa variante Omicron sta cavalcando purtroppo e quindi i contagi esplodono. Fortunatamente, insomma, non lo dico io, ma i numeri ci dicono che grazie al vaccino gli ospedali non sono così sotto pressione come erano gli anni scorsi, la mortalità non è così elevata come appunto l'anno passato nel 2020 e quindi in qualche modo pare che riusciamo a cavarcela, però ecco, questi nuovi provvedimenti generano sicuramente ulteriore apprensione nei consumatori e un po' di confusione anche negli operatori economici, perché oggi al 11 di gennaio, quindi a pochissimi giorni dall'entrata in vigore che è prevista per il 20 di gennaio dell'obbligo del Green Pass per accedere alle attività commerciali, non sappiamo ancora con precisione quali saranno le attività invece esentate da questo obbligo. Ecco, quindi da questo punto di vista un appello al governo perché si chiariscono determinati punti che rimangono ancora in sospeso. Sì, questa è delle attività, diciamo, esentate dall'obbligo del possesso del Green Pass, è uno dei punti. Un altro punto, ad esempio, importante, che purtroppo si trascina da mesi, riguarda i vaccini non riconosciuti dall'EMA, quindi ad esempio il vaccino russo, Sputnik, piuttosto che il vaccino cinese, che qua in Italia, in determinate zone della penisola, sono abbastanza diffusi perché vi sono cittadini dell'Est Europa, cittadini cinesi, che sono regolarmente vaccinati e quindi non possono, anche volendo vaccinarsi, fare un nuovo ciclo di vaccinazione, però non sono nemmeno in possesso di Green Pass e quindi non possono ad esempio soggiornare in albergo, non possono prendere un mezzo pubblico, non possono andare a pranzo, a cena al ristorante o prendere un caffè al bar. Ecco, questi sono cittadini vaccinati, quindi avrebbero tra virgolette i requisiti per avere Green Pass, però per questioni burocratiche, immagino sia questo il motivo, non sono in possesso di Green Pass e né di una certificazione vaccinale
vaccinale valida e quindi non possono, appunto, come ho detto un attimo fa, beneficiare di determinati servizi. Pensiamo ad esempio a un viaggiatore cinese, un turista cinese, piuttosto che a un uomo d'affari russo o un camionista che viene dall'est Europa. Sono persone presenti qua in Italia ma non possono appunto usufruire di servizi essenziali. Sì, anche se insomma la percentuale non è altissima di persone che hanno questo tipo di vaccini, o invece voi riscontrate che ce ne sono parecchi? Per la verità, dalle informazioni di cui siamo in possesso noi, in determinate zone d'Italia cominciano a essere numerosi. Pensiamo alle comunità cinesi a Prato, piuttosto che ai camionisti che frequentano molto la zona del nord-est dell'Italia, o addirittura anche i lavoratori che diciamo frontalieri che vengono dai paesi dell'ex Jugoslavia per lavorare ad esempio in Friuli Venezia Giulia. I numeri, per carità, sono magari zone ristrette d'Italia che sono interessate da questa problematica, ma in quelle zone l'incidenza è abbastanza elevata. Senta, un altro dei punti insomma discussi è l'obbligo vaccinale per gli over 50. Secondo lei qualcuno dice ma questo crea ancora problemi a livello insomma dei lavoratori? Sicuramente sì, lungi da me dare un giudizio insomma, su quelle che sono le scelte personali. I lavoratori hanno comunque la possibilità di scegliere se vaccinarsi e continuare a svolgere la propria attività lavorativa, o se preferiscono, per motivi che ovviamente dal loro punto di vista sono condivisibili, preferiscono non vaccinarsi e quindi usufruire della possibilità della sospensione, quindi di non perdere il posto di lavoro e ritornare a svolgere l'attività lavorativa nel momento in cui sarà permesso di poter tornare a lavorare senza il vaccino, senza il Green Pass rafforzato. Quindi ad oggi la data è fissata al 15 giugno, poi vedremo se sarà eventualmente spostato ulteriormente in avanti. Diciamo che quindi la possibilità di scelta c'è. Certo che l'obbligo vaccinale invece è una cosa diversa, è sanzionato con una sanzione peraltro anche di importo tutto sommato basso, sono 100 euro, e quindi anche in questo caso il non lavoratore, quindi la persona che non avrebbe comunque necessità di Green Pass rafforzato, dovrebbe sottoporsi a vaccinazione, può comunque scegliere di non vaccinarsi pagando questa sanzione. Senta, la prossima settimana, insomma, da quanto ha riferito ieri l'assessore Lanzarin, dovremo rimanere ancora in zona gialla, ma i dati l'abbiamo visto anche oggi con di nuovo una quota alta di contagi, perché abbiamo sfondato nuovamente il tetto dei 20.000 con oltre 21.000 contatti positivi in meno di 24 ore. Prossima settimana ancora in zona gialla, però lo spettro della zona arancione c'è. Questo preoccupa soprattutto il mondo economico? Sì, sicuramente sì, anche se ormai ci stiamo tra virgolette abituando a questa situazione, non è più un passaggio che diciamo crea delle limitazioni, così come avveniva ad esempio a cavallo tra il 2020 e il 2021, dove a un cambiamento di colore della nostra regione corrispondevano limitazioni sulle possibilità di spostarsi o ad esempio per quanto riguarda i pubblici esercizi riduzioni nell'orario o addirittura la sospensione dell'attività di somministrazione, potendo invece fornire soltanto l'attività di vendita per asporto. Ecco, quest'anno non è più così grazie al meccanismo del Green Pass, per cui insomma questi cambiamenti di colore hanno più un effetto psicologico sulle persone un po' deprimente, ricollegandoci anche a quello di cui parlavamo all'inizio di questo collegamento, cioè a livello di consumi. Per quanto riguarda ad esempio le attività di ristorazione, il mese di dicembre è stato un mese drammatico, diciamo costellato da numerosissime defezioni, ecco, rispetto alle prenotazioni e cene aziendali e cene natalizie o pranzi natalizi. Ecco, è più un effetto psicologico, ecco, rispetto a un effetto pratico di questo cambio di colore. Certo che sicuramente per almeno 1 o 2 mesi, finché ci saranno diciamo, temperature rigide e quindi difficoltà ad areare gli ambienti, a frequentare le aree esterne, quindi persone chiuse in spazi ristretti senza particolare ricambio d'aria, le problematiche mi pare di capire che possano essere queste.
E poi stiamo pagando in questi giorni anche tutto quello che sono stati gli assembramenti stesso a livello familiare che ci sono stati durante il periodo natalizio, e nelle prossime settimane posso immaginare che pagheremo purtroppo la riapertura delle scuole e dei trasporti pubblici, dove insomma fisiologicamente il contagio purtroppo si diffonde. Senta, insomma, la problematica adesso, oltre a questa, è anche, e lo sappiamo, il rincaro poi delle bollette che non solo pesa nelle tasche dei cittadini, ma anche in quella delle aziende, dei negozi, degli imprenditori. Sì, il governo ha stanziato circa 4 miliardi di euro per, contrastare quello che è stato l'aumento delle forniture di energia elettrica e di gas metano, però li ha concentrati quasi esclusivamente sui consumatori privati. È stata una scelta, per carità, anche perché insomma naturalmente i privati poi non hanno la possibilità poi di rivalersi con eventuali aumenti di prezzi. Io ho guardato proprio questa mattina, ieri, alcune bollette e ho visto che sono rincarate tranquillamente del 100%, vuol dire che a parità di consumi rispetto a un anno fa l'imprenditore, il barista, il ristoratore che un anno fa spendeva 2.000 euro in un mese, quest'anno ne sta spendendo 4.000. A fronte di tutto ciò finora non sono stati applicati, se non in maniera marginale, aumenti sui listini, ad esempio dei prodotti di bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, però questo non vuol dire che non potranno essere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Attendiamoci, purtroppo, lo diciamo veramente a malincuore, di pagare il caffè 10 centesimi in più, la brioche 10 centesimi in più, la pizza 50 centesimi in più. Purtroppo sono aumenti che non sono voluti, non portano ulteriori guadagni nelle casse degli esercenti, ma consentono loro di affrontare queste enormi spese in più che stanno appunto riscontrando in questi mesi. Come categoria farete qualcosa? Ma sicuramente la nostra federazione nazionale è in pressing costante verso il governo, verso il Ministero dello Sviluppo Economico, per cercare di calmierare questi aumenti di prezzi. Però la situazione è molto complicata, ci è stato spiegato che gli aumenti, ma effettivamente e oggettivamente è così, non derivano da scelte economiche o fiscali, ma derivano semplicemente da una strozzatura nelle forniture che tutti ben conosciamo, da politiche di stampo internazionale che hanno portato purtroppo a una riduzione delle forniture proprio nel momento, tra l'altro, in cui le imprese stavano chiedendo maggiori forniture perché c'era una ripresa, no? L'anno scorso il PIL è aumentato del 6%, le imprese stanno assumendo, stanno cercando di espandersi, sfruttano anche gli incentivi, impresa 4.0 piuttosto che i primi bandi del PNRR, e proprio in questo momento di ripartenza è come se io in macchina premessi l'acceleratore e mi viene a mancare la benzina dentro al serbatoio. Ecco, sicuramente la nostra federazione a livello nazionale, dicevo prima, sta pressando il governo, però la situazione non è semplice. Noi suggeriamo ai nostri esercenti di adottare tutte le misure che consentono il maggiore risparmio energetico. Una banalità nella ristorazione, cercare di strutturare un menù dove ad esempio per cucinare il piatto mi serva meno gas, o ad esempio privilegiare qualche piatto freddo con dei crudi piuttosto che piatti cotti o elaborati che prevedano appunto consumi più elevati a livello energetico. Senta, parliamo di Covid, parliamo di crisi energetica, parliamo di rincari nelle bollette, quindi ovviamente anche rincari poi, come diceva lei, possibili per quanto riguarda i consumi dei cittadini, quindi la pizza, il caffè. Se dovessimo guardare al futuro, che cosa ci dobbiamo aspettare a questo punto? Ma diciamo che l'inflazione di per sé non è una brutta cosa, perché vuol dire che c'è sviluppo. L'aumento dei prezzi vuol dire che insomma c'è richiesta, che la macchina sta funzionando, il motore si scalda e vuol dire che è un motore che funziona a pieno regime. Il problema è che questa è un'inflazione, un aumento che è drogata da problematiche di fornitura, come dicevo prima, quindi non è la maggiore richiesta, la maggiore domanda, lo sviluppo che fa aumentare fisiologicamente i prezzi, ma invece al contrario una riduzione della disponibilità
disponibilità di un bene importante che è quello energetico, che a sua volta trascina con sé il costo dei trasporti, delle forniture, quindi al barista il caffè viene a costare €1 in più al chilo, quell'euro purtroppo lo deve spalmare sui 100 caffè che riesce a fare con un chilo, quindi si concretizza in 10 centesimi in più del costo della tazzina al consumatore finale. Quindi se non riusciamo a sistemare la problematica della fornitura di energia elettrica e gas metano, non riusciamo a calmierare e quindi a mettere a regime il motore economico del nostro Paese. Dopodiché mi permetto anche di spezzare una lancia su quelle che sono le problematiche della transizione energetica, perché purtroppo mi sembra di cogliere che in questo momento stiamo andando troppo verso quelle che sono impostazioni di tipo ideologico, abbandonando quelle che possono essere delle opportunità, mi riferisco ad esempio al nucleare o ad altre fonti energetiche che ci permetterebbero oggi di avere un'energia magari a un prezzo più calmierato. La ringrazio, grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito ed essere stato con noi, grazie, buon lavoro. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ed ora dovremo collegarci con il nostro Lucio Zanatto e Nicoletta Rizzetto, che si sono trovati a Treviso assieme ai carabinieri in un posto di blocco, in un controllo, assieme anche al tenente colonnello Ermanno Magistrit, il comandante della compagnia dei carabinieri di Treviso, per seguire un po' questo controllo, per capire, insomma, i carabinieri l'abbiamo visto più volte sempre in prima linea. Se è pronto, potremo Lucio Zanatto, vediamo se è pronto. Lucio? Sì, Daniela, buongiorno, mi trovo lungo via San Pelaio alle porte di Treviso, sono con il comandante della compagnia carabinieri di Treviso, il tenente colonnello Ermanno Luigi Magistri. Buongiorno colonnello, siamo qui perché vediamo la vostra attività, c'è un'attività in corso con una delle vostre pattuglie. Intanto come sta andando in questi giorni? Buongiorno a tutti. In questi giorni stiamo sviluppando dei servizi di controllo del territorio che si aggiungono alle ordinarie pattuglie che quotidianamente il dispositivo dell'Arma pone in campo. Segnatamente nella giornata odierna stiamo svolgendo un servizio congiunto con un reparto di specialità, con il nucleo elicotteri di Belluno, col 14° NEC di Belluno, che ha competenza reale sul Friuli Venezia Giulia e su gran parte del Veneto. Ecco, la vostra attività nelle scorse ore però ha già portato dei frutti, quali? Ecco, nella decorsa notte la stazione carabinieri di Casale sul Sile ha arrestato due giovani, poco più che diciottenni, che sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, 1,3 kg di hashish e oltre 100 grammi di marijuana, oltre a 1.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Senta, visto che siamo qui sulla strada, ci può descrivere un attimo come si svolge l'attività di pattuglia, come è composta l'automobile, insomma ai nostri telespettatori far vedere un po' il dietro le quinte? Sì, la pattuglia si sviluppa fondamentalmente di solito con 2 uomini, ma in alcuni casi è previsto anche un terzo componente aggiuntivo che prende posto ovviamente sul sedile posteriore. Questa è un'autovettura di ultima generazione che prevede la presenza di una cellula interna destinata alla persona ristretta o fermata nel corso. Possiamo vederla? Posso aprire? Sì, possiamo. Ecco, apro un attimo così facciamo vedere a Nicoletta. Eccolo qua. Allora, questa è la postazione del terzo uomo eventuale che compone la pattuglia. Dall'altro lato è presente la cellula di sicurezza. Andiamo a vederla di là, ecco, andiamo a vedere un attimo con Nicoletta quest'altra auto, così abbiamo, ecco, e qui invece? Questa è la cellula di sicurezza dove alloggia la persona fermata. E perché si dice cellula di sicurezza? Perché avrà delle componenti di sicurezza sia a favore della persona fermata che per i militari che sono protetti da una paratia
appunto di plexiglass che li protegge da eventuali comportamenti, diciamo, non esattamente consoni da parte della persona arrestata. Senta, nella sua esperienza è mai capitato che qualcuno sia andato in escandescenze dentro una delle vostre macchine? Purtroppo sì, è capitato, sono, diciamo, eventualità che dobbiamo tenere in debito conto. Ecco, qui la pattuglia sta facendo un'attività di controllo. Mediamente cosa succede quando viene fermata un'auto? Noi non la fermiamo in questo momento, lo diciamo subito, per una questione di privacy degli autoveicoli, però in questo momento come si dovrebbe svolgere l'attività di controllo? L'attività di controllo prevede ovviamente il controllo dei documenti per la circolazione stradale, se sono in regola, dopodiché si possono anche eseguire degli accertamenti attraverso i terminali delle nostre banche dati per verificare che il soggetto non abbia pendenze penali o altre situazioni da approfondire con ulteriori accertamenti. Senta, le vostre macchine sono sofisticate, nel senso che non è, sembra un'auto normale, fra virgolette, ma in realtà non lo è perché è collegata alla centrale operativa, c'è tutto un sofisticato congegno elettronico, mi pare. Sì, è un'autovettura radiocollegata costantemente, che permette appunto di avere un contatto diretto con la centrale operativa che funge da elemento di comando e di gestione, di regia, ecco, da cabina di regia nell'ambito dei servizi esterni, dei servizi sul territorio. Il servizio di controllo di sicurezza, ma il servizio anche di controllo del traffico. Vedo che c'è la scritta Carabinieri in alto. Perché è messa in orizzontale? È messa in orizzontale perché questo è un pannello che all'occorrenza viene aperto per segnalare situazioni, diciamo, di emergenza, come ad esempio la presenza di un incidente stradale oppure altre segnalazioni a favore degli utenti della strada. Senta, questa è un'attività che vi specializza ulteriormente. Quanta difficoltà c'è a volte ad affrontare un incidente, magari un incidente mortale, magari un incidente con giovani lungo la strada? Beh, la difficoltà è tanta sia all'inizio, nella fase proprio dei rilievi, dell'approccio alla scena dell'incidente stradale, che anche poi in una fase successiva, quando purtroppo occorre portare una terribile comunicazione ai familiari delle vittime degli incidenti stradali. Senta, di solito la figura del carabiniere è una figura quasi paterna. Quindi arrivare magari con la divisa, arrivare da una famiglia che magari non sa ancora che un loro figlio è deceduto, c'è un corso, voi siete preparati anche per questo? Beh, diciamo che i nostri carabinieri, noi tutti siamo formati, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, nell'ambito delle proprie responsabilità, ad affrontare anche situazioni brutte, terribili come queste. Senta, nella sua esperienza qual è il momento più difficile che le è capitato di affrontare? È stato proprio quello, portare una notizia, diciamo, nefasta, ecco, di questo tipo ai familiari di una vittima. Però bisogna dire che quando arriva un carabiniere comunque arriva l'istituzione, arriva per una persona che ha anche tanta comprensione. Sì, certo, il nostro è sempre un approccio diciamo il quanto più possibile empatico nei confronti di tutti, anche di coloro che magari in una determinata circostanza non sono esattamente in regola e vanno sanzionati. Insomma, ci vuole sempre la coscienza del buon padre di famiglia. Esattamente, proprio così. Allora, mentre noi continuiamo a vedere questa pattuglia, lei diceva prima che c'è anche, diciamo così, una visione non solo dal terreno, non solo dalla strada, ma anche dal cielo. Sì, stiamo svolgendo, come accade da sempre, servizi in alcuni giorni rafforzati, ecco, se così possiamo dire, con i comparti di specialità. Oggi stiamo svolgendo un servizio con l'elicottero del 14° NEC di Belluno, che ha già eseguito dei sorvoli sul territorio di Treviso nella giornata odierna, dopodiché poi ne farà un ulteriore prima di rientrare presso la propria base. Ecco, allora, comandante, senta, facciamo così, se la Daniele mi dà ancora un po' di spazio, noi andiamo insieme a vedere, diciamo, questa macchina che non capita tutti i giorni. Voi l'attività, diciamo così, con l'elicottero la fate spesso? Beh sì, sia con l'elicottero, ma non soltanto con l'elicottero, ci sono anche... Ecco, come vedete noi siamo ligi e superiamo sulle strisce pedonali.
Sì, ci sono poi anche servizi congiunti con altri reparti di specialità nel settore della sanità piuttosto che della tutela ambientale, che vengono svolti poi con cadenza periodica. Allora, comandante, passi prima lei, abbiamo creato un pertugio, perché una delle cose particolari quando si usa l'elicottero è che bisogna trovare anche, diciamo così, dei luoghi di atterraggio. Voi avete un riferimento, cioè ad esempio sapete dove atterrare in caso di emergenza, un po' come il SUEM? Sì, certo, abbiamo delle località, approfittiamo di radure come questa che consenta un atterraggio, diciamo, nella massima sicurezza. Ecco, quanto importante è il controllo del territorio dall'alto? È altrettanto importante come quello che viene svolto attraverso le pattuglie, anzi ci dà, come dire, una visione aggiuntiva più ad ampio spettro della giurisdizione. Allora, si può descrivere, diciamo, mi metto da questa parte così a favore di Luce, sommariamente questo tipo di elicottero e che particolarità ha, diciamo, nel controllo del territorio? Beh, il controllo con l'elicottero ci consente di avere, come per, diciamo, le pattuglie, quelle delle automontate, così come le chiamiamo, una duplice veste, una funzione preventiva come il servizio che stiamo svolgendo stamattina, ma anche di repressione quando c'è, come dire, un'attività di polizia giudiziaria che preveda per esempio un'esecuzione di ordinanze per cinturare delle zone ed eseguirle. Ecco, diciamo che noi siamo abituati a vedere un po' i telefilm americani quando ci sono gli inseguimenti con l'elicottero sopra, le pattuglie dietro, eccetera. Qui da noi è una cosa un po' diversa. L'elicottero comunque serve, ad esempio, a me è capitato di seguire quando ci sono delle rapine, quando c'erano delle rapine con i banditi in fuga. L'elicottero è fondamentale perché riesce a seguirli. Esattamente, dall'alto ha una visuale, diciamo, ottimale per poter fornire delle indicazioni utili alle macchine, alle autovetture sul territorio. Ecco, mentre Nicoletta ci fa vedere un po' l'elicottero dei carabinieri, volevo chiederle, per quelli che conoscono meno l'arma, nel senso che dicono i carabinieri sono carabinieri, come siete distribuiti nel nostro territorio provinciale? Beh, nel nostro territorio abbiamo il comando provinciale di Treviso che ha sede qui sul capoluogo e poi abbiamo 5 comandi compagnia dipendenti. Nel complesso ci sono 42 presidi territoriali della provincia di Treviso e segnatamente la compagnia di Treviso diciamo, ha alle proprie dipendenze 11 stazioni carabinieri che coprono il territorio di 17 comuni. Ecco, la stazione dei carabinieri è un po', diciamo, come il municipio, fra virgolette, per la comunità. La stazione carabinieri è il punto di più, diciamo, immediato contatto con il cittadino, è capillarmente diffusa su tutto il territorio nazionale ed è il luogo dove, diciamo, avviene il primo contatto con chiunque ecco, ha bisogno di interfacciarsi con l'arma dei carabinieri. Senta, di solito i comandanti di queste stazioni sono i marescialli, sono un po' i buoni padri di famiglia delle comunità, vero? Sì, diciamo che sono la figura storica dell'arma dei carabinieri. Ecco, senta, io credo che abbiamo già affermato che basta l'elicottero, ci spostiamo, sì. Così diamo il via, può dare il comando di partenza? Okay. Ecco, perfetto, noi ci spostiamo perché adesso comincerà a ventare. Senta, perché ha scelto di fare il carabiniere? Ho scelto di fare il carabiniere perché era il sogno che avevo sin da bambino, può sembrare banale ma è esattamente così. Tra l'altro nell'ambito della mia famiglia ci sono altri carabinieri ed è quello che esattamente volevo fare sin da piccolo. Senta, ma che cosa bisogna avere, oltre che, diciamo così, una preparazione personale per affrontare, diciamo così, la carriera, ma soprattutto affrontare il ruolo del carabiniere? Perché la carriera sembra quasi un lavoro, la vostra è una missione. Bisogna avere innanzitutto una grande passione, farlo perché effettivamente lo si vuol fare. Grande passione, grande spirito di sacrificio e abnegazione e disponibilità a porsi al servizio del prossimo. Anche perché voi durante la vostra carriera cambiate spesso e volentieri luoghi, persone, stazioni, comandi, compagnie. Cioè, diciamo che è un bel sacrificio perché ogni volta si vuol dire ricominciare da capo. Esattamente, è un bel sacrificio per noi, ma lo è soprattutto per le nostre famiglie. Ecco, volevo arrivare lì. È difficile fare famiglia quando si è carabinieri? Beh, è difficile far famiglia, questo non lo so. Diciamo che fare il carabiniere comporta dei sacrifici, di prendere delle decisioni e anche qualche volta subire delle decisioni
che ci portano a dover spesso spostarci, cambiare. Però chi diciamo così, chi vi sposa anche, non sposa solo l'uomo ma sposa anche la divisa. Esattamente proprio così. Senta, mentre vediamo l'elicottero che sta partendo, qual è, diciamo così, l'attività che le ha dato maggiore soddisfazione da quando indossa questa divisa? Beh, ce ne sono tante. Le attività, diciamo, quelle più soddisfacenti sono quelle che portano poi ad avere un riscontro dalla cittadinanza, a notare che qualcuno abbia tratto, giovamento, abbia ottenuto giustizia da un'attività che viene svolta può essere anche il recupero di una bicicletta rubata, che è il ringraziamento di un privato cittadino, come è successo proprio qualche tempo fa, che ha recuperato, oltre ad un oggetto con un valore commerciale, anche qualcosa che va al di là e che attiene anche al valore affettivo dell'oggetto stesso. Senta, abbiamo parlato prima di quando voi entrate nelle case per dare una brutta notizia, ma quando entrate nelle case per chi ha subito, ad esempio, non so, un furto, perché poi quando si subisce un furto, quando i ladri entrano nella tua casa e ti mettono tutto a soqquadro, mettono a soqquadro la tua vita, voi come affrontate, ad esempio, queste persone che sono disperate perché magari a me è capitato di arrivare proprio per attività e vedere proprio la delusione, il terrore, questa luce che si aspetta negli occhi talvolta? È un reato particolarmente odioso e siamo perfettamente consapevoli, e proprio per questo posso dire che negli ultimi tempi, soprattutto nella zona di Mogliano Veneto, di Preganziol, dove ci sono stati alcune situazioni di questo tipo, abbiamo pressoché stabilmente da oltre 2 mesi le squadre di intervento operativo del 4° Battaglione Veneto che supportano l'arma territoriale della zona, per cui c'è grande attenzione da parte nostra nei confronti di questa forma di criminalità che colpisce il patrimonio dei cittadini. Senta, nella sua esperienza in giro per l'Italia, la provincia di Treviso come la classifica in termini di attenzione, di presenza di reati? Beh, diciamo che ciascun territorio ha le sue peculiarità, ci sono reati magari maggiormente sviluppati qui che altrove e viceversa, per cui non è possibile stilare una graduatoria da questo punto di vista. Ecco, sta partendo. È bellissimo sentire. Daniela, devo dire, è sempre un'emozione vedere un elicottero quando parte, perché è una macchina meravigliosa che ti permette di vedere veramente il mondo dall'alto. Ecco che sta partendo. Comandante, per ultimo, mentre stiamo vedendo che sta per partire, a un giovane che si affaccia alla vita, un buon motivo per diventare carabiniere? Quello di servire la collettività, mettersi al servizio del prossimo. Bene, allora Daniela, mentre vediamo che l'elicottero sta perdendo il via, io ringrazio e saluto il comandante della compagnia carabinieri di Treviso, Ermanno Luigi Magistri, tenente colonnello. Vi porto verso l'elicottero e vediamo, il momento della partenza. Avete sentito, per quanto riguarda i carabinieri, avete sentito la cosa importante, cioè il ruolo che loro svolgono in questo territorio. A me non resta che lasciare le immagini del decollo dell'elicottero e darti la linea allo studio.
Davvero fa sempre un certo effetto vedere le immagini dell'elicottero dei carabinieri, ma anche le pattuglie, sicuramente sentire il loro lavoro, il loro operato a favore della collettività, e questo è importante. Ringraziamo Lucio Zanato, Nicoletta Rizzetto ed ovviamente il colonnello Magistris. Ma andiamo subito, perché l'abbiamo fatto attendere, quindi ci scusiamo, dall'assessore regionale Elena Donazzan. Buongiorno assessore. Buongiorno, ma è stato piacevole seguire il vostro servizio. Io ho molto rispetto per il lavoro che fanno i carabinieri, credo che l'abbiate così reso ancora più familiare. Loro sono veramente i nostri angeli custodi, e anche questo vostro rilievo, ecco, da loro spero onore, e a noi anche insomma il giusto ringraziamento, quindi mi ha fatto piacere seguirlo, grazie. Grazie a lei assessore. Senta, parliamo di scuola. Ieri ha sentito il discorso anche del Premier Draghi, che diceva insomma la DAD crea diseguaglianza, bisogna andare avanti così, anche se c'è stata l'inevitabile insomma polemica, perché qualcuno diceva forse era meglio spostare, forse era meglio ritardare di qualche giorno l'apertura. In realtà insomma per ora va tutto bene. Sicuramente qualche quarantena ci sarà, ma lo sappiamo, l'abbiamo visto anche dai contagi, è inevitabile questo. Innanzitutto, guardi, per commentare, visto che lei mi stimola su questo, l'intervento del Presidente Draghi. La DAD è stata uno strumento utile in un momento di gravissima situazione pandemica. È stato uno strumento obbligato, ma di cui abbiamo visto tutto il limite. Il limite nell'apprendimento dei ragazzi, che hanno perso veramente molto terreno sul tema della conoscenza. È stato un limite nel rapporto tra insegnanti e i propri studenti, perché gli stessi insegnanti hanno dovuto rivedere completamente una modalità di insegnamento che, se può funzionare come stiamo facendo io e lei per arrivare a una platea amplissima di utenza, non si può fare lezione 6 ore con un'aula dove ci sono 22, 24, 28 ragazzi collegati, peggio che mai quando sono bambini. Quindi la DAD è stata in emergenza uno strumento. Oggi ci dobbiamo chiedere se siamo in emergenza, e questa è la prima questione aperta, quindi io ritengo che la DAD oggi non sia la soluzione. Altra cosa è quello che il Presidente Zaia aveva proposto, ovvero facciamo slittare l'avvio della ripresa della scuola a 2 settimane successive, perché si calcola, dati gli algoritmi, di una conoscenza che noi ormai abbiamo abbastanza precisa, dopo 2 anni almeno un pochino più di conoscenza credo sia dovuta, ma certamente noi sappiamo che questo è il periodo caldo, perché il freddo aiuta, scusate il gioco di parole, aiuta il contagio. Le stanze sono chiuse, si sa che in un ambiente dove la reazione non è sufficiente, non c'è ricambio d'aria in modo corretto, una certa densità di persone in un'aula appunto chiusa funge da elemento di circolarità del virus. E allora il Presidente Zaia aveva proposto che ci fosse uno slittamento dell'apertura e poi evidentemente una conseguente chiusura più in là a giugno. Questo non è stato possibile, e chiariamo che non è stato possibile perché non siamo in zona rossa. Unica condizione per la quale i presidenti delle regioni, compreso il nostro, potrebbe discostarsi dalle scelte del governo. Secondo lei sicuramente ci saranno un aumento di quarantene, questo è sicuro? Sì, però le dico anche che l'apertura di ieri, ecco, noi abbiamo i dati di ieri, allora io ve ne do qualcuno perché è giusto, no? Voi fate una buona televisione di informazione e io credo che sia proprio sui dati che dobbiamo soffermarci, senza essere i partigiani di una squadra o dell'altra. Non fa mai bene, soprattutto quando dovremmo invece aiutare nella serenità. Allora, all'inizio delle vacanze di Natale noi lasciamo una condizione di positivi che era sotto controllo e tutti
eravamo preoccupati che durante le vacanze di Natale i comportamenti diversi, momenti di aggregazione naturale, le famiglie che si incontravano, insomma tutto quello che era fuori dai luoghi, diciamo, di sorveglianza naturale per i ragazzi, cioè la scuola, potessero portare poi a un aumento importante. Allora ieri, guardate, ieri la media, diciamo così, regionale degli studenti in quarantena era intorno al 4,5-5%, con la provincia migliore, diciamo così, no, con meno persone, con meno studenti a casa, è stata la provincia di Treviso, con il 3% degli studenti delle scuole elementari e il 5,4% delle scuole del secondo ciclo, medie e superiori. Quella che stava messa un po' peggio è la provincia di Rovigo, 9% di media, il 10% nelle scuole elementari, l'8% nelle scuole superiori. Invertito addirittura qui, un po' peggio nelle scuole elementari e un po' meglio nelle scuole superiori. Ce l'ho per tutte le province, la provincia di Padova il 7%, il 9% alle scuole elementari, il 5,5% alle scuole superiori. Questo anche per quanto riguarda i docenti. Quindi è chiaro che i docenti in quarantena portano ad una problematica legata ovviamente all'organizzazione della scuola, ma grazie al personale Covid e al personale di potenziamento nessuna classe è rimasta scoperta del tutto. Guardate che questa comunque non è buona scuola, perché è chiaro che quando tu prendi un insegnante a sostituzione di un altro, non è che stiamo facendo una buona didattica, non è che l'insegnante andrà in classe e farà proseguire il percorso di studi. Diciamo che abbiamo una soluzione temporanea, tampone di accudimento, perché sono le quarantene quelle che stanno incidendo molto. Alcuni sono positivi, tampone positivo, più tamponi, perché a qualche volta tampone negativo diventa positivo e viceversa, ma le quarantene sono quelle di una persona che è stata vicina a un positivo e certamente, che quindi in autosorveglianza, ancorché negativo, diciamo, viene tenuto sotto controllo per un certo numero di giorni. Questo sta creando problemi e guardate che il peggioramento, e poi lascio la parola, è quello determinato dall'ultimo decreto ministeriale. L'ultimo decreto ministeriale, invece che alleggerire il carico della quarantena, dei controlli del sistema sanitario, come richiesto dalle regioni, dal nostro presidente Zaia in primis, ha portato invece a un effetto esattamente opposto: appesantimento, ulteriore burocrazia, intervento di medici che devono prescrivere, perché altrimenti il tampone non è gratuito e quindi il medico che ti deve fare la prescrizione lo trovi, non lo trovi, c'è la fila, non c'è la fila. I tamponi, file interminabili, tamponi a rilento, abbiamo cercato di coinvolgere anche i medici, ma molto pochi tamponi fatti, tutti quindi davanti alle zone tamponi, ai centri dei tamponi, alle farmacie, ma per avere un esito anche tempi più lunghi. Questo non ha aiutato che il decreto prescriva che a carico dei presidi ci sia l'elencazione degli studenti di quella classe che magari hanno 2 casi positivi. Al terzo caso positivo, in particolare, tutto l'elenco deve essere dato all'ULSS, che ti restituisce se quel ragazzo in classe è vaccinato o non è vaccinato, e la beffa è che un ragazzo vaccinato da più di 120 giorni è equiparato a un non vaccinato o a un guarito da più di 120 giorni. Quindi confusione nella confusione. Assessore, ieri sera nella trasmissione Ring Carmela Palumbo diceva fra le soluzioni che si potevano adottare, sicuramente intervento oneroso, ma sarebbe potuta essere quella del sistema di areazione meccanica nelle scuole. Sono molto convinta di questo e non ne parliamo da 2 anni. Ha ragione Carmela Palumbo che ha il polso delle scuole e degli interventi, alcuni presidi veramente anche molto coraggiosi ed innovativi. Segnalo per tutti il professor D'Ambrosio, che sarà perché lui, laureato in fisica, quindi con una mentalità proprio così specifica in termini di conoscenza e anche di attitudine e atteggiamento, lui nel suo istituto comprensivo, quindi elementari e medie, di un territorio particolarmente difficile, perché parliamo di Lozzo a Testino, Evo Euganeo, Notte, per noi alla cronaca, per essere stati, diciamo, l'inizio di questa pandemia come evidenza, ma ancora oggi un territorio molto attenzionato. Ebbene, il professor D'Ambrosio ha in questo anno e mezzo
con la sua autonomia, la sua intelligenza e il coinvolgimento dei suoi docenti e del territorio, ha fatto in modo che attraverso la ventilazione meccanica controllata e altre soluzioni tecnologiche, in una classe monitorata in 1 anno e mezzo ci fosse stato un solo caso positivo e nessun contagio. La ventilazione meccanica controllata non viene nemmeno discussa. Io credo che invece la nostra regione debba proprio costruire uno spazio di confronto coinvolgendo l'università, coinvolgendo principalmente il mondo della scuola. Ne ho parlato proprio con la dottoressa Palumbo, ma anche con la collega Lanzarin, perché io credo che sulla ventilazione meccanica controllata e sulle soluzioni tecnologiche per sanificare, oggi per Covid, ma domani sarà per qualcos'altro. Guardi, ancora la regoletta basica è quella degli anni 20, apri le finestre e fai areazione della stanza, ma in inverno non si può fare ed è dimostrato che in particolare Omicron, particelle che circolano molto velocemente, seppur leggere, grazie a Dio, grazie ai vaccini, a tutto quello che abbiamo messo in campo, però si disperde nell'aria. In una classe con 20 bambini, una classe di 40 metri quadri, che questa più o meno è la grandezza delle aule, pur con il distanziamento, ma dopo 5 ore l'aria è quella che è, e non è che puoi tenere le creature con la finestra aperta in inverno a 11, 10, 6, meno 1 gradi. Senta, parliamo anche di lavoro, lo sappiamo, ci sono, insomma, l'abbiamo detto più volte, purtroppo aziende ancora in crisi con lavoratori che sono scesi in piazza, parliamo in primis della Speedline. Lei sa che stiamo seguendo quotidianamente le vicende delle nostre aziende in crisi. Io e l'unità di crisi della regione siamo stati sul pezzo a Natale, a Capodanno. La riunione del 30 di dicembre è stata particolarmente pesante nei confronti di Speedline. Abbiamo ottenuto lì una sospensione della decisione di chiusura, ma a noi serviva una revoca della decisione di chiusura, che è avvenuta il 7 di gennaio. Abbiamo incalzato l'azienda, l'abbiamo fatta come territorio, l'abbiamo fatta con grande coesione, sindacato certamente in primis a fare richieste precise e puntuali, ma anche ho avuto modo di dire all'amministratore delegato, il dottor Brauner di Speedline, che qui trova un territorio che vuole mantenere la produzione, anche la produzione di Speedline, andando a fondo dei problemi, e ho detto loro che troverà non solo un territorio molto coeso, ma dei lavoratori che sanno sfidare il mondo del lavoro. Alle volte sono in prima linea loro per le migliorie, per evitare le inefficienze, per rendere competitiva l'impresa. E abbiamo avuto il conforto di tutto il territorio, sindaco di Venezia in primis, Confindustria Venezia molto presente, questa volta in maniera veramente molto significativa. Ecco perché io credo che Speedline debba poter seguire quello che io chiamo il modello Ideal Standard. Anche Ideal Standard aveva dichiarato la propria chiusura dicendo che non era più competitivo stare in Italia, e in effetti mi permetta di dire che con l'aumento dei costi energetici, del gas, dell'elettricità, le nostre imprese sono penalizzate dal nostro Stato. Cioè, qui dobbiamo veramente fare un appello al governo affinché, al di là del correre dietro a ogni dettaglio su chi sarà il Presidente della Repubblica o su quanti tamponi o mica vaccini, ma abbiamo un altro problema insieme a questi, che sono pur rilevanti. Abbiamo un problema economico di imprese che rischiano di essere fuori del contesto della competizione. Speedline ci sta dicendo questo, Ideal Standard ci aveva detto questo, le abbiamo portate al tavolo, siamo andati a fondo dei problemi e per Ideal Standard stiamo trovando una soluzione. Ecco, mi ha anticipato proprio... Quello è il modello che vogliamo. Ecco, mi stavo anticipando proprio la domanda. Ideal Standard, siamo arrivati quasi ad una soluzione? Ogni 15 giorni noi abbiamo il tavolo istituzionale che si riunisce alla presenza di Ideal Standard, alla presenza del sindacato. Ovviamente il tavolo è governato e gestito da noi, dall'unità di crisi della Regione del Veneto e da me in prima persona ovviamente,
ma con la società di advisor che abbiamo individuato, l'azienda ha individuato con la condivisione del tavolo istituzionale, che ci porta un report ogni 15 giorni. Quante sono le imprese che sono andate a visitare lo stabilimento, quante hanno chiesto informazioni o più puntuali, per poter arrivare con una linea del tempo molto precisa. Noi a metà gennaio abbiamo la prossima, tra pochi giorni, il prossimo aggiornamento, e per fine gennaio vogliamo avere un possibile acquirente. Le proposte sono più d'una, ecco, non posso andare oltre, più d'una, diverse, da fondi internazionali a multinazionali a realtà italiane e locali anche, per le quali non nascondo di avere una speranza, tifo per loro, ecco, non posso fare di più, ma tifo molto per loro, perché io credo che la differenza l'Italia oggi e il Veneto la facciano avendo testa imprenditoriale italiana e veneta. Abbiamo visto che quando non l'abbiamo fatto e abbiamo lasciato una idea di un libero mercato senza vincoli, allora vengono, fanno shopping, usano quello che c'è da usare e poi se ne vanno, non è la loro terra, non è la loro casa. Io credo che l'elemento dell'identità in economia funzioni e debba tornare ad essere un elemento centrale. Grazie davvero, grazie a Elena Donazzan, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi per l'invito e grazie di questa conversazione, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Noi ci spostiamo invece a Padova, perché l'ho visto sullo schermo, eccolo qua il nostro Guido Barbato. Parliamo di cronaca, parliamo di peste suina, la Coldiretti che ha lanciato l'allarme. Guido, buongiorno, a te la linea. Buongiorno Daniela, sì, c'è questo allarme arrivato in queste ore dalla Coldiretti che riguarda la peste suina, che è arrivata come tipo di infezione degli animali, è arrivata nelle regioni di Piemonte e Liguria, ma siccome i principali trasmettitori di questa malattia sono i cinghiali, la cosa sta mettendo in vero allarme appunto gli allevatori di suino del Padovano, che si trovano soprattutto nella zona del Montagnanese e delle Stense, zone attraverso le quali, nelle quali risiede anche una principale zona DOP di produzione del prosciutto crudo di Montagnana e dei Colli Iberici, ovvero del prosciutto euganeo-berico. Diciamo che l'allarme è collegato soprattutto perché si sa che da tempo le organizzazioni di categoria degli allevatori e dei coltivatori parlano della esagerata presenza dei cinghiali nella zona dei Colli Euganei e in alcuni comuni appunto delle Stense e del Montagnanese, e denunciano per l'ennesima volta come negli anni si sia fatto praticamente poco e si sia fatta poca prevenzione, finora a rischiare con il rischio di arrivare appunto a una contaminazione degli animali presenti negli allevamenti suini. In provincia di Padova gli allevamenti sono 1800, oltre 1400 sono familiari con pochi capi, ma ce ne sono 320 di maggiori dimensioni, dove sono concentrati la gran parte degli oltre 105.000 suini che vengono allevati ogni anno in provincia di Padova. Quindi con una produzione tutto sommato di discreto peso, 24.000 tonnellate di carne e un fatturato di oltre 32 milioni di euro, come vi dicevo, destinate anche a una produzione di eccellenza che è il prosciutto crudo euganeo-berico. Vedremo come andrà a finire. Al momento, insomma, le associazioni di categoria non è che si mettano a chiedere, almeno così sembra, ristori o finanziamenti, ma sollevano il problema alla classe politica, perché da sempre finalmente si prenda la decisione di diminuire la presenza dei cinghiali, che sarebbero i vettori più importanti di questa infezione che riguarda poi i suini. Ecco, questa è la notizia che è emersa con un certo scalpore quest'oggi, che dà preoccupazione a un settore produttivo, sì, per carità, di nicchia, però tutto sommato non da poco per la provincia di Padova. Ecco Guido, un altro argomento invece riguarda la nuova illuminazione nella Basilica di Santa Giustina. Sì, la Giunta Comunale di Padova ha appena stanziato 55.000 euro per assegnare un'illuminazione più definitiva e probabilmente più performante, lo speriamo noi anche da padovani, per la Basilica di Santa Giustina, che vedete alle mie spalle. L'annuncio è stato dato poco fa. La Basilica durante la festività natalizia aveva ricevuto un'illuminazione, diciamo, colorata, collegabile a quell'operazione che si chiama video mapping di illuminazione dei monumenti, che c'è stata durante le feste di Natale.
ma che aveva però un suo percorso filologico, cioè aveva riportato, proiettata quella che avrebbe dovuto essere in realtà la vera facciata di Santa Giustina. La Basilica, che è il vero centro della cristianità padovana, perché Sant'Antonio è arrivato dopo, anche la Basilica del Santo è arrivata dopo. Questa basilica, che per carità risale al 1600, ai primi anni del 1600, quando è stata inaugurata, dopo 100 anni di lavori per ricostruirla dopo un terremoto nel 1117, in realtà contiene alcune basi, alcune zone di cripte nascoste in cui ci sono resti di martiri, dei primi martiri cristiani di Padova, ovvero Giustina appunto, e San Prosdocimo, il primo vescovo della città euganea. E queste cripte risalgono al III secolo d.C., non al XIII, aprite bene le orecchie, al III secolo d.C., quindi davvero è il luogo della cristianità. Oltretutto in questa basilica sono state riportate nel 1998 le reliquie, ecco, poi qua subentra la fede popolare, dell'evangelista Luca, e qui risiedono anche i resti dell'apostolo Mattia. Quindi vedete che la Basilica di Santa Giustina ha un suo peso davvero molto importante se ragioniamo in termini di luoghi simbolo della cristianità e personaggi della cristianità padovana. Comunque vedremo come uscirà da questa nuova illuminazione. Grazie davvero Guido, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro altrettanto, ciao a tutti. Grazie. Noi prima di andare in pubblicità andiamo subito a Venezia, perché il nostro Filippo Fois ha incontrato il presidente Luca Zaia. Sentiamo dunque la nostra intervista. C'è un problema concreto rispetto alle quarantene. L'INPS, da quello che è dato a sapere, dal 1° gennaio non pagherà più la quarantena come malattia. Questo significa che molti che verranno quarantenati dovranno prendere ferie oppure saranno assenze non retribuite. Direi che è anche un incentivo in minima parte anche a non dichiararsi più magari contatti di positivi. Spero vivamente che a livello nazionale la quarantena, se si fa, venga ripristinata al pari di una malattia. Questo è il più grosso problema che c'è adesso sul campo. Presidente, oggi il Consiglio regionale designerà i 3 grandi elettori per l'elezione del Presidente della Repubblica. Che tipo di Presidente della Repubblica ha bisogno l'Italia in questo momento? Non possiamo fare nomi, però quali sono le sue indicazioni, i suoi auspici? Ma che rappresenti fino in fondo i cittadini e che rappresenti le istanze che sono chiare in Costituzione, che sono quelle dell'autonomia. I padri costituenti hanno dato vita a una Costituzione autenticamente federalista, quindi spero che sia il nuovo Presidente che traghetterà questo Paese verso il federalismo e abbandoni il centralismo. Anche oggi il dato dei contagi è molto alto. Cosa prevedete per quello che riguarda il picco? Si è detto che sarebbe arrivato attorno al 10 di gennaio, ma forse è una previsione troppo ottimistica. Guardi, le giornate di oggi valgono 5 giornate della peggiore ondata del dicembre 2020. E abbiamo metà ospedalizzazione e la stragrande maggioranza dei positivi sintomatici si cura a casa e quindi non servono guaritori speciali, ma con i medici riescono a curarli a casa. Dall'altro c'è da dire che c'è nella logica dei grandi numeri una quota di una cinquantina di persone quotidianamente viene ricoverata. Siamo preoccupati perché siamo a 1900 persone ospedalizzate, delle quali 215 in terapia intensiva e che sono per il 75-80% non vaccinate. E la sfida è una sfida quotidiana, abbiamo una previsione in un modello che ci dà il picco dei contagi al 23 di gennaio e il picco delle ospedalizzazioni verso il 12 di febbraio. Speriamo non sia così. Ecco, il giorno dopo del presunto picco lei sarà presente alla prima seduta del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Berlusconi è il candidato che voterà anche la Lega? Ma guardi, adesso vedremo di capire quale sarà il candidato del centrodestra. Noi ancora non abbiamo fatto nessuna riunione. Di certo io mi allineerò a quello che sarà l'espressione della coalizione di centrodestra, fermo restando che essendo ormai un veterano di queste votazioni, ne ho già fatte 2, so per certo che tutto si decide nell'ultimo miglio, e che vuol dire negli ultimi anche istanti. Vedremo di capire cosa accadrà. Immagino che il 24 la prima votazione sarà una votazione, diciamo, che non ci porterà a un'elezione, visto e considerato che il Covid imporrà una votazione al giorno, probabilmente darà vita a un 24 ore
di riflessioni tra le segretarie di partito, visto e considerato che il Presidente della Repubblica lo elegge il Parlamento. Con la visita del Ministro Gelmini si è tornato a parlare anche del processo di autonomia del Veneto? Sì, ma confermo quello che dice il Ministro, c'è un lavoro che abbiamo fatto, si sta portando avanti sul fronte dell'autonomia, l'idea è quella, come vi avevo già anticipato, di portare una legge quadro. Ovviamente il Veneto darà il suo ok a questa legge quadro se saranno recepite tutte le istanze che noi abbiamo presentato come emendamenti alla legge quadro, in particolare una di queste istanze che è quella sulla norma finanziaria. Non c'è il rischio che, visto che c'è il Covid, l'elezione del Presidente deve avvenire in presenza, che magari possano esserci delle defiance, visto che non si può votare a distanza? Questo è un rischio concreto, un rischio peraltro che ci pone anche dei quesiti non poco rilevanti dal punto di vista costituzionale, cioè il fatto che gran parte, parte dei grandi elettori sia in quarantena, non possa votare, legittima l'elezione. Grande quesito, di certo oggi noi dobbiamo prendere atto che la convocazione c'è, quindi il 24 si va a votare per l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Dunque avete sentito le parole del Presidente della Regione Luca Zaia ed ora noi invece guardiamo il meteo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in studio, sempre in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Alta pressione, bel tempo, l'irruzione di aria artica manterrà molto bassi i termometri ancora per qualche giorno, poi da giovedì sarà più mite. Il dettaglio di martedì 11 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà stabile e soleggiata, senza precipitazioni. Cielo sereno o al più occasionalmente poco nuvoloso. Venti in quota e sulla costa a tratti moderati da nord-est, per il resto saranno deboli con direzione variabile. Temperature, come detto, fredde, soprattutto per quanto riguarda le minime, che saranno sotto zero un po' dappertutto. Massime invece tra 5 e 8 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto non cambia lo scenario, anche qui tanto sole dappertutto e non sono attese piogge. Cielo limpido, temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime sui 6-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, lo vediamo, qualche addensamento sui settori settentrionali, ma sarà del tutto innocuo. Temperature minime intorno a -3, -2 gradi, massime infine sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci nuovamente in studio, sempre in diretta, e ci colleghiamo subito con Andrea Gallo, comandante della Polizia Locale di Treviso. Lo vedo già sullo schermo, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Dunque, comandante, da quando è iniziato, sono iniziati i provvedimenti, voi siete stati sempre in prima linea per i controlli sugli autobus, nelle palestre, per far rispettare le regole, soprattutto perché questo è importante, è fondamentale per cercare di arginare poi i contagi. Come sta andando? Come è andata soprattutto anche nelle festività natalizie, il Capodanno, che era un po' il periodo quello clou, poi dopo i contagi oltretutto si sono alzati, quindi insomma si è un po' visto, ecco, questo. Ma devo dire che il bilancio fino ad oggi è sicuramente positivo, nel senso che i controlli vengono fatti a centinaia durante il giorno, anche su disposizione della prefettura e della questura, però devo dire che il risultato è sicuramente positivo, in quanto praticamente i verbali sono stati veramente molto pochi rispetto alle centinaia di persone controllate, quindi devo dire che il rispetto della norma da parte dei trevigiani è, come sempre, come è avvenuto anche l'anno scorso, assolutamente rispettato. Ecco, qual è il comportamento, diciamo, che più avete riscontrato fuori, diciamo, dalla regola, ecco?
Diciamo che i verbali più frequentemente elevati sono stati quelli all'interno degli autobus, quando c'è stata naturalmente l'innovazione dell'obbligo del Green Pass base. Questi sono stati i verbali che sono stati elevati più facilmente, soprattutto a carico di persone straniere che non erano a conoscenza di questa normativa che era entrata in vigore. Naturalmente da parte degli operatori c'è anche una certa elasticità, però d'altra parte se c'è una norma va anche fatta rispettare, e quindi questa è la violazione sicuramente più frequente che è stata rilevata dagli agenti operatori in strada. Per quanto riguarda invece le mascherine FFP2 che vanno invece messe e utilizzate negli autobus, le persone la rispettano, ci sono problemi? Sì, da ieri c'è questa prescrizione e devo dire che le persone erano informate. Diciamo che in questi giorni, soprattutto ieri, ci sono state veramente centinaia di chiamate in centrale operativa, soprattutto da parte dei genitori che non sapevano a questo punto se gli studenti con più di 12 anni potevano viaggiare con il Green Pass base oppure con quello rafforzato, il Super Green Pass. Fortunatamente è circolata questa direttiva del Ministero per cui fino al 10 di febbraio è sufficiente il Green Pass base. In questo momento diciamo che la vera difficoltà è dare informazioni, non tanto i controlli, perché i controlli stanno dando esito positivo, nel senso che non ci sono violazioni particolari, però sono veramente centinaia e centinaia le persone che chiamano ogni giorno per avere informazioni su questi decreti, su queste normative, su queste ordinanze che escono quasi ogni giorno e quindi possono creare una certa confusione e incertezza da parte degli utenti. Quindi il nostro lavoro, soprattutto in questo momento, in questo periodo, è dare informazioni agli utenti. Anche perché oltre a tutti questi provvedimenti che si sono susseguiti nelle settimane, nei giorni, poi hanno delle scadenze diverse, cioè qualcuno entra in vigore subito, altri dopo 15 giorni. Effettivamente i cittadini, abbiamo ricevuto anche noi parecchie chiamate perché i cittadini non hanno ancora ben chiaro quando entra in vigore una normativa o quando invece è immediata, insomma. Certo, soprattutto gli anziani stanno chiamando in questi giorni perché magari devono andare dal parrucchiere e sanno che c'è una normativa ma scatta solamente dal 20 di gennaio e da quel momento servirà esibire il Green Pass al proprio parrucchiere. Quindi diciamo che forse la categoria più debole in questo momento sono proprio gli anziani che chiamano in continuazione per avere informazioni di questo genere. Però il ruolo anche della polizia locale, come d'altra parte le altre forze di polizia, anche quello di dare informazioni. Su questo siamo sul fronte ogni giorno. Ecco, controlli ovviamente non solo negli autobus ma anche nelle palestre, continuano i controlli anche nei bar, nei ristoranti. Certo, la novità sappiamo da ieri che anche all'aperto è necessario il Green Pass, quindi fino all'altro ieri invece era necessario solo all'interno del pubblico esercizio, quindi bar e ristoranti se si era seduti, invece da ieri diciamo tutti quelli che fruiscono di questi servizi devono esibire il Green Pass. E avete iniziato anche i controlli in quel senso? Certo. La questura, coordinata appunto dalla prefettura, ha disposto controlli in tutto il territorio, quindi non viene coinvolto solo naturalmente il capoluogo città di Treviso, ma anche tutti gli altri comandi della provincia. Quindi diciamo che tutte le forze di polizia locale della provincia sono coinvolte in questi controlli e sulla fine giornata poi vengono trasmessi i dati alla questura e alla prefettura in modo tale che poi questi dati vengano riuniti e trasmessi al Ministero degli Interni. Quello che diceva lei, insomma, quello che viene messo in evidenza è che comunque i trevigiani stanno rispettando le regole, le nuove regole. Sì, guardi, proprio in questi giorni stiamo traendo il bilancio del 2021 e abbiamo registrato oltre 3.000 controlli e solo un centinaio di sanzioni. Questo significa che praticamente quasi la maggior parte, il 98% delle persone controllate hanno rispettato tutte le normative. Quindi ancora una volta, malgrado questo accavallarsi di normative che non sono facili da interpretare, diciamo che il rispetto delle regole da parte dei trevigiani c'è e dovrà continuare perché... Abbiamo un problema di collegamento, vediamo se riusciamo... Ecco, adesso la risento. Scrupolosamente. Mi scusi, l'abbiamo persa per qualche istante, stava dicendo appunto che...
Si dicevo che il rispetto da parte dei trevigiani è quotidiano, i dati che abbiamo rilevato l'anno scorso di fatto dimostrano questo, abbiamo avuto oltre 3.000 controlli e solo un centinaio di verbali, per cui questo sta a dimostrare che quasi il 98% delle persone controllate sono in regola con le normative vigenti. Ripeto, sono controlli che avvengono ogni giorno, tutti i giorni festivi compresi, con azioni coordinate dalla questura e dalla prefettura e ripeto non coinvolgono solo il comune di Treviso ma tutta la provincia, quindi questi controlli vengono fatti anche dalla polizia locale e degli altri comuni tutti i giorni. Ecco, un super lavoro questo non solo per tutte le forze dell'ordine, l'abbiamo detto più volte, ma anche per voi della polizia locale, perché oltre ai controlli voi avete tutta un'attività insomma da portare avanti. Certo, oltre ai controlli Covid ci sono anche i problemi relativi al traffico, ad esempio ai centrotamponi, come succede ad esempio in dogana. Anche oggi ho sempre la telecamera puntata della videosorveglianza per il controllo del traffico. Fortunatamente oggi la situazione è abbastanza sotto controllo, non ci sono state particolari criticità di traffico che arriva a volte fino alla tangenziale, quindi la nostra presenza comunque è quotidiana per garantire la fluidità del traffico e garantire che soprattutto tutti rispettino la fila. A volte succede che qualcuno faccia il furbo, ma se la pattuglia è in quel posto, come d'altra parte avviene ogni giorno, quel furbetto, chiamiamolo così, viene rimesso in coda e a volte anche sanzionato nei casi più gravi. Ecco, c'è adesso la preoccupazione da parte anche dei cittadini, magari l'avrà sentito anche nelle tantissime chiamate che vi fanno, è proprio quella non solo delle normative che stanno entrando, che entreranno in vigore, ma anche insomma la paura che si possa andare verso una fascia arancione, quindi con una maggiore restrizione. Beh, la paura sicuramente c'è da parte di tutti. Questo significa che se dovessimo malauguratamente andare in zona arancione, significa che la polizia locale, come d'altra parte le altre forze di polizia, dovranno essere chiamate ad un ulteriore sforzo e impegno per i controlli. La speranza naturalmente è quella di non arrivare alla zona arancione, però come diciamo sempre c'è necessità di un impegno da parte di tutti nel rispetto delle regole, quindi l'utilizzo della mascherina, l'utilizzo della mascherina FP2 dove è necessaria, il distanziamento e naturalmente evitare gli assembramenti che poi sono la fonte più importante dei contagi. Grazie davvero comandante, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Noi ci spostiamo invece ora a Vicenza, dove per noi la vedo già collegata la nostra Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Io vi parlo del fronte Covid, sul quale l'ULSS 8, come appunto tutte le ULSS, è impegnata su più fronti, sul fronte dei tamponi e sul fronte delle vaccinazioni. I dati degli ultimi 7 giorni dell'ULSS 8 Berica parlano di quasi 66.000 tamponi svolti, che hanno portato al riscontro di 11.795 nuovi positivi, il che significa che i positivi sono aumentati del 50% rispetto alla scorsa settimana, il che implica ovviamente anche un carico ospedaliero crescente, che si concentra però nei reparti non critici. Abbiamo 208 nuovi ricoveri, quindi 8 ricoveri in più rispetto a ieri in reparti non critici. Restano 18 i ricoveri in terapia intensiva, quelli diciamo della scorsa settimana, di cui il 75% dei ricoverati, ricordo che non è vaccinato. Quindi questa è una fase, diciamo il nuovo anno è partito all'insegna di questa fase che si contraddistingue per un'alta prevalenza di pazienti in area non critica. Per quanto riguarda la somministrazione, quindi il fronte dei vaccini, il tasso di copertura con la terza dose per quanto riguarda il territorio dell'ULSS 8 Berica è arrivato al 65,5% con 195.000 terze dosi già somministrate. Diciamo che il buon segno che viene posto in rilievo è anche l'aumento delle prime dosi, perché sono più di 3.000 le nuove dosi, di cui 1.390 da parte degli over 50, che sono appunto quelle colpite, la fascia colpita
dalle nuove indicazioni del governo. Quindi aumentano le sedute per le prime dosi, così come l'Open Day che si è svolto domenica, l'Open Day rivolto ai bimbi nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, sono state 639 le prime dosi somministrate, e questa diciamo è la fascia d'età che risente di più dell'aumento dei contagi. A ieri sono ricominciate le scuole e già si parla di nuovi contagi nelle scuole e ti illustro anche questa panoramica, perché sono già stati 20 i casi segnalati nelle scuole del tessuto territoriale dell'Ulsotto Berica, 20 casi segnalati, tutti compresi 10 dei quali compresi tra 0 e 6 anni, quindi una fascia d'età molto bassa. Stiamo parlando dei nidi e delle scuole d'infanzia, per cui diciamo la quarantena non è mutata rispetto alle norme precedenti e quindi la classe entra in quarantena per i 10 giorni per intero. Degli altri 10 nuovi casi appunto che afferiscono al mondo della scuola e che sono emersi ieri, non c'è una distribuzione prevalente sul territorio, ma sono un po' disseminati su tutto il territorio e riguardano 4 elementari e 6 invece le scuole secondarie di primo grado, quindi quelle che si chiamavano le scuole medie, ecco, in cui è già stato fissato il tampone per la classe e si presenterà, ancora non è successo, però si presenterà la questione della DAD differenziata con il secondo caso, quindi diciamo anche qui le nuove norme ancora non sono state applicate perché non ce n'è stata la necessità, comunque la differenziazione della DAD tra vaccinati e non vaccinati. Poi sempre parlando di Covid e delle conseguenze che ha sui bambini e sulla pressione anche del pronto soccorso pediatrico, abbiamo parlato prima con il professor Bellettato, che è il primario di pediatria del San Bortolo, e ci ha parlato anche di un fenomeno particolare, perché ci sono una quarantina di accessi al giorno di bimbi, quindi in età pediatrica, parliamo di bambini di età pediatrica, di accessi al pronto soccorso, di cui vengono riscontrati per il 30% casi positivi al test. Ovviamente è un fenomeno che sta aumentando e il professore mi diceva che anche queste vacanze natalizie hanno portato ad un incremento appunto degli accessi al pronto soccorso pediatrico sui piccoli, sui bimbi, e nonostante appunto queste le conseguenze del Covid sui bambini riscontrate in questi pazienti del San Bortolo non siano gravi, quindi loro in realtà ne ricoverano un paio alla settimana, ma per tenerli sotto controllo. In realtà le conseguenze, cioè presentano pochi sintomi, quindi solo raffreddore e tosse, diciamo, per portare una nota un po' più rassicurante rispetto alla panoramica del contagio. E l'altro fattore che viene messo in rilievo è anche la difficoltà psicologica legata al Covid. Mi parlava della fascia più colpita da queste difficoltà, che è la fascia della preadolescenza, in cui in questi ultimi 2 anni sono aumentate di molto le problematiche psicologiche legate appunto all'isolamento, a tutto quello che è stato la difficoltà prima del lockdown, poi delle varie restrizioni, e poi la difficoltà anche di accesso a palestre piuttosto che piscine, soprattutto adesso che viene richiesta la certificazione, ecco. Grazie davvero Luisa, grazie per questa panoramica che insomma è importante per quanto riguarda il Covid e la situazione lì nel Vicentino. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Noi andiamo avanti perché l'abbiamo detto ormai, insomma, durante questa prima edizione è entrato in vigore l'obbligo vaccinale per gli over 50, ne avevamo parlato anche all'inizio con Andrea Martella, abbiamo anche sentito adesso che cosa ne pensa la gente, chi è ampiamente favorevole al provvedimento, e ai nostri microfoni i cittadini ma anche i turisti difendono la scelta del governo anche per evitare che l'economia si possa o rischi di fermarsi di nuovo. Sentiamo.
Sì, sono favorevole, sì, mi sembra indispensabile. Siamo a 200.000 contagi, qui si ferma l'economia, questo è il pericolo, quindi bisogna farlo. E questo potrebbe portare qualche vantaggio, questo obbligo? Beh, ci aiuta a non bloccarci. Noi siamo l'unico paese che per il momento riesce a tenere un livello di attività economiche. Siamo favorevoli all'obbligo vaccinale. È giusto che sia così per salvaguardia prima di tutto di noi stessi e anche di chi ci circonda. Siamo favorevoli, sì. Poteva decidere prima il governo? Sì, sicuramente sì, poiché ha costretto anche noi, più giovani o altri o dipendenti di altre amministrazioni a fare la vaccinazione quasi obbligandoci. Molto favorevole. Perché? Perché è giusto. Potrà aiutare per la pandemia questo? Sicuramente sì. Credo e ritengo che sia una responsabilità civile vaccinarsi, quindi tutto sommato perché no? Si doveva arrivare all'obbligo. Pare che siamo il primo Stato in Europa che l'ha introdotto, quindi che si debba arrivare non lo so, vedremo poi le strade che prenderanno anche a livello europeo. Senz'altro è un passo importante che probabilmente prima o poi prenderanno anche gli altri, credo. Sì e no, più sì che no però, più sì che no. Perché? E il no perché? Beh, io penso questo, la libertà non dovrebbe essere mai una costrizione, però dai dati vedo che comunque un pochino sta aiutando questo vaccino. Lo Stato deve pensare alla salute dei cittadini, cioè è un dovere costituzionale, quindi la salute dei cittadini si tutela meglio con questo strumento formidabile che è il vaccino. Da Bassano ora ci spostiamo a Vicenza, abbiamo chiesto anche ai vicentini che cosa pensano di questo nuovo decreto, che cosa pensano dell'obbligo della vaccinazione degli over 50, ma qualcuno rimane un po' così in dubbio per quanto riguarda invece la sanzione per chi invece non si vaccina. Sentiamo. Io ne penso che bisogna farlo, io sono stato vaccinato tutti e 3 e anche l'anti-influenzale, adesso ci sarà anche al 4, quello è un problema, cosa ci faranno dopo questi vaccini che abbiamo introdotto? Lo trovo sacrosanto. Penso che sia una cosa assurda e discriminatoria e anche inutile, perché non so quanti saranno questi non vaccinati. Qui siamo in un momento di pandemia e allora applichiamo alcune norme. A me danno fastidio perché sono tutte limitative della libertà, però la pelle è pelle. È giusto, perché io mi sono vaccinata già su 3 volte. Perché è una fascia di età che siamo tanti, tra 50 e 60. Sono quelli che lavorano, sono quelli che fanno tante attività, quindi comunque è giusto per tutti. D'accordissimo, io l'ho fatto perché ero più che d'accordo. Assolutamente giusto, io ho già fatto 3 dosi. Sente sulla sanzione che dice troppo poco, 100 euro, anzi no, è troppo. Sono sincero, se per la vita va bene anche 100 euro. Troppo poco. Ma cosa vuole, 100 euro sarebbero anche tanti per qualcuno e poco per degli altri, bisogna vedere come sono messi, capisci? No, quello è un po' tanto, devo almeno farla piccola, però cosa vuole? Lì sarei un po' incerta a rispondere, a dire il vero. Non so, perché se una persona pensa di non doversi vaccinare, magari paga anche volentieri la multa perché c'è di tutto in giro. E non è tanto alta, diciamo, però è proprio una cosa che non capisco. Mi sembra proprio inutile anche. Non è irrisoria, so 100 euro è una stupidaggine. Per alcuni è come andare una volta in meno al ristorante, dai, è una stupidaggine. Quindi chi non si vuole vaccinare non si vaccina. Ma la sanzione resta un deterrente che così immobile e fluibile, può essere poco, può essere molto, ma una sanzione ci deve essere. Bene, siamo tornati nuovamente in studio, vi presento subito l'ospite che è qua in studio con me, che è Sergio Povegliano, titolare dell'agenzia di Treviso. Sergio Povegliano, intanto buongiorno. Buongiorno a lei. E grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Io vedo che lei ha davanti 2 libri perché ha deciso di scrivere, di realizzare un libro dedicato a Treviso. Per quale motivo? Treviso è la mia città. Io sono innamorato della mia città, mi piace da morire e ho detto voglio scrivere un libro della
naturalmente dalle mie radici alla mia storia e alla mia città che è Treviso. Se dovesse descrivere Treviso, come la descriverebbe in poche parole? Treviso non ha limiti, né limiti né confini, perché Treviso è meravigliosa, circondata da un Sile, dalle mura. Dove troviamo una città? Coccola, piccola, meglio di così impossibile. Vedo le richieste, vedo la gente che viene a Treviso e rimane a Treviso, non va più via. E ci chiede in continuazione, anche noi in agenzia, in ufficio, ci chiedono sempre Treviso, Treviso, per rimanere a Treviso. Ecco, magari se lo facciamo vedere alla telecamera lì, alla 1, se vediamo, facciamo vedere ecco, il libro che lei ha scritto, che cos'è qual è la parte di Treviso che le rimane maggiormente nel cuore? Beh, diciamo, Treviso mi rimane un po' tutta perché, sa, col mio lavoro prima da imprenditore praticamente ristrutturavamo tutta Treviso, la Treviso bombardata, diciamo, abbiamo mio padre e tutti quanti, abbiamo sempre lavorato su questo qua e sono innamorato in qualsiasi punto di... Qual è il Treviso brutta? Dove esiste Treviso brutta? Non c'è. È bella, in qualsiasi angolo Treviso è bella, basta fermarsi perché la gente viene in Calmaggiore, cammina per il Calmaggiore e non alza la testa. Guardate gli affreschi, le cose che ci sono in Calmaggiore, è una cosa stupenda. Ecco, lei appunto ha ricordato una delle cose che forse molti, anche trevigiani, non conoscono, perché molti camminano e effettivamente, come dice lei, non guardano. Che cosa c'è in via Calmaggiore? Che cosa c'è? Cosa si può vedere? Guardi, da via Calmaggiore lei l'ha fa tutta, da Piazza dei Signori a Duomo, sia a destra che a sinistra, perché io ho venduto anche immobili lì. Alzate la testa, guardate gli affreschi, uno miglior dell'altro e la profondità si vede il campanile del Duomo, è una cosa meravigliosa, stupenda. Ecco, lei prima diceva io sono un imprenditore prima di tutto, sì. e quest'anno è stato un anno difficilissimo per tutti, insomma, da un punto di vista economico, per gli imprenditori in primis, però una delle cose che sta andando bene in questo periodo, che sta risalendo, se c'è stato, è proprio il mercato della casa. Ma le parlo, le nuove costruzioni perché? Perché i giovani d'oggi, invece di pagare l'affitto, vanno a accendere un mutuo, va bene, e quel mutuo, pagando il tasso del mutuo, che è a 1,5, 1,8, riescono a pagare un affitto, un tasso, che l'affitto è già più alto e si trovano con l'appartamento. È una cosa meravigliosa questa, perché vengono aiutati ma bene, e vedo che tanti giovani, tanti ragazzi vengono e acquistano l'appartamento, accendono il mutuo naturalmente, che è una cosa bellissima, e con 450-500 euro riescono a pagare l'affitto mensile. Certo. Del mutuo. Questo rispetto agli anni scorsi questa è una novità, nel senso che prima i tassi erano alti, adesso... appunto, non arrivavano a comprare perché i tassi erano molto alti. Adesso anche si diceva una delle cose che la gente cerca di più è la casetta con un po' di giardino, forse la pandemia su questo ha avuto anche l'appartamento col giardino, non solo la casa col giardino. Adesso, prima facevamo fatica al piano terra col giardino, adesso vogliono il piano terra col giardino per avere un po' di sfogo. La pandemia ha insegnato che forse un po' di verde. Sì, quindi sono rimasti dentro sull'appartamentino chiusi, hanno avuto... Vi aspettavate un po' questo movimento del mercato della casa? Perché insomma abbiamo saputo durante la pandemia tutto il settore edilizio ha avuto una grandissima crisi, adesso invece sta ricominciando è uno dei settori che sta ricominciando meglio. Però le dico, vengono adiacenti alle mura, anche gli imprenditori cercano immobili perché vede, acquistano la casetta, fanno i 4 appartamenti, i 5 appartamenti, sempre vicini alle mura, perché anche esterno mura è una cosa comodissima, la gente accede a piedi in centro, è una cosa importante questa. Quindi si sta costruendo ma si sta anche vendendo? Certo, in questo momento sì. La pandemia che cos'è che lascia secondo lei? Questi 2 anni, ormai quasi 3 anni? L'ASE ha visto molte difficoltà, perché abbiamo avuto molte difficoltà, non si muove. Guardi che con la pandemia ho scritto il libro, pertanto lei capisce, stando fermi a casa, ho approfittato di scrivere questo meraviglioso libro. La pandemia le ha dato un po' l'idea? Sì.
e tutto, anche le mie ragazze che ho in ufficio che dicevano, mi sentivano dire degli aneddoti dei tempi qua, ma perché non scrivo un libro, ma perché non scrivo un libro? Ho scritto un libro. Ecco, e qualche aneddoto? Cosa dovrei dirle come aneddoto? Che delle cose che facevo da bambino, da grande, cosa? Per esempio, mi dica. No, dica lei un aneddoto che di Treviso o un aneddoto suo che le rimane più nel cuore, qual è? Cosa vuole? Che mi rimane nel cuore, il centro di Treviso, cosa vuole che le dica? Perché meglio di Treviso cosa deve rimanermi? Certo. Treviso è Treviso. Se dovesse venire un turista, che cos'è che per primo farebbe vedere di Treviso? Se venisse un turista sicuramente il centro, prima il centro, perché guardano, sono attenti, ma acquistano anche, perché sono innamorati. Ecco, tornato anche un po', oltre appunto a parte il mercato, ma anche la voglia di riacquistare anche i turisti che mancano ultimamente in tutte le città d'arte, nelle città come Treviso, insomma, che era abituata anche a vedere i turisti, adesso questi un po' mancano. Eh sì, perché muoversi, vedi, hanno difficoltà, non vengono con questo discorso qua della pandemia, si fermano. È ritornato anche un po' il mercato da parte dei turisti stranieri? Sì, vengono, non granché. No. Turisti stranieri non tanti. Cosa si aspetta adesso, insomma, al termine di questi 2 anni? Ma se si ferma questa pandemia partiamo anche noi alla grande, perché è giusto così. Cioè è ripartito ma ancora ci sono insomma ancora dei problemi, degli ostacoli? Sì, ci sono ancora. Che cosa? Ci sono perché lei oggi fissa un appuntamento con una persona, telefona, no, ferma 10 giorni perché è positivo. E ci fermiamo e avanti. È tutto così. Sono i contagi quelli che bloccano. Certo, e sono parecchi ancora. Ecco, si parlava magari anche con i vari commercianti, con i settori che dicevano, insomma, il nostro settore è un settore che ha risentito maggiormente di questa crisi, però dicevano tra proprio i settori, ci diceva anche il presidente dell'Ascom, uno dei settori che sta facendo un boom, davvero un rialzo pazzesco, è proprio il settore immobiliare. Immobiliare, sì, lavoriamo, dai. Ma avete ricominciato da poco oppure? No, io ho sempre lavorato. Anche durante la pandemia? Sì, perché abbiamo parecchi immobili in costruzione. Prendiamo la provincia, è inutile far nomi, ma abbiamo parecchi immobili. Quindi insomma, diciamo che terminata la pandemia si riparte un po'? Sicuramente sì. Che cosa le rimane di questi 2 anni difficili della pandemia? Che cos'è che rimane secondo lei? Che cosa rimarrà alla gente? Cosa rimarrà? Penso che spero non rimanga niente, che guardiamo il futuro invece di guardare il passato, perché sa. Sono stati 2 anni davvero difficili? Sì. Adesso noi, se riusciamo, ci possiamo fermare per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio per l'ultima parte di questa nostra prima edizione. Vi faccio vedere le immagini da Palazzo Ferrofini. Stanno votando per la nomina dei 3 grandi elettori del Veneto, che poi andranno a Roma per le votazioni del Presidente della Repubblica. Vedete, stanno votando 1 a 1. Quando ci sarà la proclamazione torneremo a Palazzo Ferrofini per vedere chi sono i 3 grandi elettori. Invece torniamo a Sergio perché parliamo del tuo libro e da che cosa sei partito? Sono partito dalle mie radici, dove sono nato praticamente, che sono nato a Paderno di Ponzano Veneto naturalmente, a pochi passi dal municipio, nel 1940, all'inizio della guerra mondiale. Poi ci siamo spostati, finita la guerra, a Treviso, davanti alla chiesa votiva, dove siamo andati a abitare, velocemente perché le case sparivano, finita la guerra, e purtroppo abbiamo trovato la casa lì e da lì sono cresciuto.
sono cresciuto davanti alla chiesa votiva, frequentavo le scuole Prati lì in via Tolpada, non quelle in via dei Mille, le scuole vecchie, e lì sono cresciuto, quei frati francescani lì davanti, e sono cresciuto, e qua è tutta la mia storia in questo meraviglioso libro. E hai raccontato tutta appunto la tua vita, la tua storia. Tutta la mia vita. Continuiamo a parlare di questo, però prima vedo la nostra Lina Paronetto, proprio la vedo da Treviso. Lina, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno al tuo ospite e ai telespettatori. Buongiorno. Dunque Lina, sei a Treviso, nel centro, ne stiamo parlando, il bellissimo centro nel cuore di Treviso. Sono a Treviso, da poco si è conclusa la conferenza stampa del direttore dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, che purtroppo ha dato dati oggettivamente non incoraggianti. Allora, siamo al secondo giorno di scuola, di rientro a scuola, e ci sono già 6 classi in quarantena e altre 4 in isolamento, in monitoraggio, diciamo, e una cinquantina di segnalazioni, che significa una cinquantina di casi probabilmente di ragazzi che hanno della sintomatologia e stanno aspettando l'esito del tampone. Quindi diciamo che purtroppo si torna a scuola con le incognite che erano proprie dello scorso dicembre. Sappiamo tutti, lo hanno denunciato anche i presidi, che ci sarà probabilmente un'escalation. Il direttore dell'ULSS Benazzi non si è espresso sul giusto o sbagliato rientrare in classe in questo momento in cui la variante Omicron sta oggettivamente dilagando, ma senza dubbio a quanto pare questa decisione di far entrare in presenza i ragazzi non aiuterà, si cerca di reggere. Per reggere e soprattutto per decomprimere le strutture ospedaliere è stata presentata tutta una serie di novità all'organizzazione ospedaliera, con una serie di spostamenti, diciamo, di pazienti dell'area non critica che in questo momento sono ospedalizzati in strutture secondarie, e si è chiesto per questo anche l'aiuto dei privati, per cui case di riposo, tutta una serie di strutture, ospedali di comunità, che dovrebbero contribuire, diciamo, a far sì che in qualche modo si liberino risorse esposti soprattutto in ospedale, e questo servirà naturalmente anche a cercare di evitare di ridurre ancora i servizi a favore della comunità, perché sappiamo che ci sono alcuni reparti, di fatto servizi di reparti che sono stati chiusi, ortopedia, urologia, insomma si cerca di contenere queste riduzioni. Va anche detto che il direttore è tornato ad appellarsi alla vaccinazione, naturalmente, in particolare degli over 50 e dei bambini dai 5 agli 11 anni. Proprio per i bambini dai 5 agli 11 anni sabato alla sala convegni del Caffoncello, sabato 15, è stato organizzato con il personale di pediatria un Vax Day per incentivare l'immunizzazione anche dei più piccoli, che sono chiamati purtroppo a fare anche loro la loro parte per cercare di contenere la circolazione di questa variante, che abbiamo visto tutti purtroppo ha dei numeri davvero incredibili di diffusione, non solo per i cattivi comportamenti probabilmente delle persone, ma proprio per la contagiosità di questa variante. Ecco, fra l'altro, Lina, abbiamo visto dai dati, li abbiamo letti prima, abbiamo di nuovo purtroppo sfondato il tetto dei 20.000 nel Veneto, e il Treviso è la seconda provincia per contagi. Treviso è la seconda provincia per contagi, dopo Verona, mi pare, che ha una popolazione di poco superiore a quella di Treviso. Siamo oltre i 4.000 positivi nelle ultime 24 ore e purtroppo di fronte a questi numeri occorre in qualche modo metterci una pezza, chiamiamola così, e serve necessariamente cercare di contenere con tutti gli strumenti possibili la diffusione del virus. Naturalmente il direttore è tornato ad appellarsi all'uso della mascherina, del distanziamento, gli igienizzanti per le mani, insomma tutto quello che conosciamo purtroppo bene, ma lui stesso dice purtroppo ci sono anche occasioni di ritrovo a cui bisogna rinunciare. Naturalmente lui non è che dice si deve, lui dava l'esempio suo personale, occorre rinunciare a determinate circostanze perché non sappiamo purtroppo chi abbiamo dall'altra parte, quanto può essere contagiosa l'altra persona, e soprattutto non dobbiamo neanche mettere noi a rischio gli altri. Insomma, bisogna adottare purtroppo dei comportamenti che tentino di contenere il più possibile la diffusione di questo virus. Certo è che appunto questo virus in questo momento
sta avendo una diffusione, probabilmente questa variante Omicron che sta diventando dominante, che non aveva neanche la Delta precedentemente. Delta che tra l'altro tra le vari aspetti che dimostra c'è quello della positività che si protrae molto a lungo, per cui si rischiano davvero quarantene molto lunghe. E su questo insomma si è basato un po' l'appello del direttore. Nei servizi di questa sera del telegiornale daremo un po' quella che è la riorganizzazione naturalmente dei reparti, dei servizi, e poi sui Novax ha avuto anche parole piuttosto dure Benazzi, perché su chi si ostina a non vaccinarsi, insomma ha detto stanno davvero giocando a una pericolosa roulette russa, una figura che aveva usato anche il virologo Pregliasco nei giorni scorsi, sostenendo naturalmente che chi gioca un po' a contagiarsi, perché sappiamo che c'è anche chi lo fa appositamente, in 5 casi ti può andare bene, al sesto insomma il colpo in canna che è innestato può naturalmente avere gravi conseguenze, se non addirittura portare alla morte, per cui è un momento in cui bisogna ancora avere grandissima attenzione. Grazie davvero Lina, grazie, buon lavoro. Grazie Daniela, a voi. Noi tanto continuiamo a vedere le votazioni a Palazzo Ferrofini. Fra pochi minuti dovrebbe esserci la proclamazione dei 3 grandi elettori del Veneto. Ovviamente speriamo di riuscire a darvelo proprio in diretta ora con voi. Comunque daremo notizie ovviamente nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto dalle 18:30. Sergio, numeri che abbiamo sentito dalla nostra Lina Paronetto, davvero numeri che fanno preoccupare, sì. Nonostante tutto. Non confortanti. Nonostante tutto, nonostante le vaccinazioni, nonostante l'appello più volte, anche ieri del Premier Draghi, lo ricordiamo, che si è appellato alla vaccinazione dicendo quello è il problema fondamentale, è questo, i non vaccinati che creano ancora più i contagi. Io ho seguito tutto, ho fatto le 3 vaccinazioni, sono pronto anche per la 4ª, perché va bene così, è giusto così. Ecco, sentire che ancora, purtroppo non ne siamo usciti, ma ancora c'è questa... Ma dà fastidio un po', perché veramente... Fa paura, perché non sanno cosa rischiano questi qua, non sanno cosa rischiano. Purtroppo è così, ma io continuo a parlare con medici e tutti mi dicono la stessa cosa, ma non so come sia andata questa cosa le ha preso a questa gente. E questo crea anche problemi a livello economico, diciamolo, perché l'Italia, l'abbiamo detto, non c'è possibilità, insomma l'Italia non si può fermare, l'Italia non deve tornare indietro, perché sarebbe un crollo importante, questo non solo nel settore della casa ma in tutti i settori, ed è fondamentale. Si mette in difficoltà tutti, in questa maniera qua. Anche perché poi se non gira l'economia, purtroppo non gira nulla, quindi anche la casa. Esatto. Che cosa, lei, se dovesse dare un consiglio, lanciare un appello a queste persone? Vaccinarsi immediatamente, ma tutti vaccinarsi, bisogna che lo facciano queste cose qua, devono farlo, è importante, non solo per loro, anche per gli altri, è importante. Oggi va al lavoro e che cosa pensa? Ripeto, molti settori sono purtroppo ancora in grandissima crisi, abbiamo visto anche molte imprese, ne abbiamo parlato prima, molte imprese che stanno molti stanno chiudendo, lavoratori che si trovano in strada. Sai, io vado a lavoro, vado in ufficio, ma ho un paio di cantieri, 3-4 cantieri, e devo sempre fare in giro, guardare qua, ma anche sui cantieri c'è il capocantiere positivo, deve rimanere a casa, c'è di là, ti lasciano fermi col lavoro. E questo cosa significa poi? Perché? Si va in crisi perché dobbiamo consegnare gli immobili, abbiamo i tempi, dobbiamo andare avanti, così è. Purtroppo il momento è questo, non c'è niente da fare. Lei si aspettava che proprio il settore immobiliare era il settore che in realtà faceva un po' una puntata così in avanti? Questo non solo per lei ma un po' per tutti? Volevi sapere un aneddoto? Allora te lo dico in diretta. A tutti i bambini quando sono nati hanno messo il succhiotto in bocca, a me hanno messo il mattone, hai capito? Mio padre è imprenditore, mattone
fino a 40 anni e poi 40 anni di agente immobiliare, pertanto questo sono io. C'è un po', parlavamo anche di lavoratori, che c'è la mancanza, i giovani non si avvicinano tanto al settore edile, secondo lei perché? È pesante il lavoro, è pesante il lavoro, sono cambiate le cose, i nostri anni eravamo tutti noi, oggi abbiamo tutta gente da fuori che lavora, brava gente anche perché lavorano bravi. Però ancora i giovani non... E invece è un lavoro, come dice lei, fin da piccolo ha fatto, un lavoro che invece sì, dà grandi soddisfazioni. Sa, col padre c'era una certa disciplina una volta, non adesso. E sono cambiati i tempi, dice. Sì, mio papà diceva una cosa, era quella e tutti si correva. Però è un settore che lei non ne piange di aver... No, assolutamente. Sono felicissimo di aver fatto questo. Lei ha detto è un settore che è difficile, un settore che è pesante, sì. Ma se dovesse dare un consiglio ai giovani, perché poi insomma i giovani devono trovare la loro strada, per carità, sì, però... Non possono fare tutti i dottori, tutti gli ingegneri, tutti gli avvocati, dobbiamo capire questo, dobbiamo fare anche questo lavoro che è importante oggi, non è più un lavoro di una volta manuale, è un lavoro che hanno l'attrezzatura oggi, vanno a lavorare come me adesso, insomma sono cambiate le cose. Ecco, lei è nel settore edile, purtroppo abbiamo registrato, questo soprattutto nell'ultimo periodo, un po' sempre è successo, però un aumento di infortuni sul lavoro e questo un po' spaventa. Sì. Sì, difatti sono dispiaciuto per questo, perché vedo che i nostri imprenditori sono tutti attrezzati per queste cose qua e guardano queste cose. Quindi qua. Che cosa manca secondo lei? Guarda, una svista, un qualcosa, perché non è possibile, li trovo tutti con l'elmetto, li trovo tutti in cantiere, sono tutti ordinati, non vanno sotto la gru col peso, si spostano, pertanto... No, non so, capita qualcosa, una cosa impressionante, perché quindi le regole, dice, le regole vengono rispettate, sì, però quindi cosa, perché abbiamo visto insomma anche di recente un lavoratore che è caduto da una scala, un volo di 4 metri, un altro ragazzo travolto da una gru, insomma ci sono, che cos'è che... dei pesi, alzano dei pesi, qua cade il peso, non so, si sgancia, succede, ma... Il ragazzo non deve essere sotto, parliamoci chiari, con c'è il peso deve spostarsi, cose che anch'io avevo il cantiere, avevo le gru anch'io, perché avevo 5 gru in piedi anch'io, però non è mai capitato niente in tutti gli anni, stavamo molto attenti su queste cose qua. Ma secondo lei è solo una disattenzione oppure c'è qualche cosa che si dovrebbe fare? Insomma i sindacati dicevano non si può andare a lavorare, non si può morire mentre si va al lavoro, mentre si lavora, quindi cos'è che manca? Forse qualche volta le regole proprio non vengono rispettate, oppure... Può essere questo, ma io dico sempre, sa, queste cose qua sono sviste, è un momento, ti sposti dove non devi spostarti, tutto là, perché non è possibile, visto come lavorano i nostri qua, perché se lei guarda tutti i cantieri, attrezzature, impaccature, sono tutte fasciate, sono veramente attrezzati bene, pertanto rimango quando succede qualcosa così. Io ringrazio davvero Sergio per essere stato con noi, perché poi insomma ci ha raccontato anche della nostra Treviso, la Treviso che forse anche pochi conoscono, gli stessi trevigiani, che come diceva lei insomma basta alzare gli occhi e vedere gli affreschi che circondano la nostra Treviso. Un libro che lei ha scritto che si può trovare dove? Da me in ufficio, perché questo viene regalato. Ecco. Quindi per gli amanti che abbiamo fatto l'offerta all'Adva, ecco, pertanto esatto, per gli amanti dunque di Treviso, per gli amanti di questa cittadina, insomma questo libro va letto. Io ringrazio sì, va letto, sì. Ecco, ringrazio davvero Sergio per essere stato con noi. Ne siamo arrivati al termine, purtroppo non siamo riusciti a darvi i nomi dei 3 grandi elettori perché sono ancora in corso le votazioni, ve le daremo sicuramente nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 nel Veneto. Io ringrazio i telespettatori per averci seguito, ringrazio Sergio per essere stato con noi. Io ringrazio voi. E i registi che ci hanno seguito. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.